Eccoci connessi, buonasera a tutti, grazie di essere qui con noi, grazie di averci dato una grande opportunità anche nella scorsa edizione di avere un bel numero di contatti. Abbiamo avuto oltre 3.000 connessioni su YouTube, numerose anche su Facebook, le nostre campagne social sono super cliccate, quindi insomma è un bel successo e stiamo iniziando il secondo evento di che cosa? Del Tourism Sardinia Call to Action. Quindi la settima edizione, finanziato dall'assessorato regionale del turismo, naturalmente supportato da GEASA, l'aeroporto di Olbia, e dal comitato scientifico di cui mi onoro far parte, ma a fianco a me ci sono due esimi esponenti del comitato scientifico, due cari amici, Joseph e Antonio, Joseph Yark, che non ha bisogno di presentazioni, io lo chiamo affettuosamente il nostro guru, ma lo è a tutti gli effetti. È una persona che ha viaggiato in giro per il mondo, che ha scritto piani strategici un po' dappertutto, in Spagna, in Italia. È un amico di Call to Action che ci onora di ogni volta della sua presenza. Al suo fianco Antonio Usai, docente di economia a Sassari e ad Olbia, docente di economia, ma più specificatamente di marketing turistico e di progettazione, ma anche di innovazione. Per cui insomma, oggi parleremo di cose molto interessanti. Faccio un breve riepilogo delle puntate precedenti. La scorsa puntata abbiamo parlato sempre, l'argomento generale è turismo orizzonte 2024-2034. Stiamo cercando di ragionare su quello che può essere il pieno potenziale del settore turistico. Lo facciamo con esperti come quelli che vedete al mio fianco, ma anche con dei personaggi completamente nuovi rispetto a questi consessi. In particolare oggi avremo anche con noi il professor Bacchisio Bandino e Ciriaco Fedu, quindi cerchiamo di estendere i nostri ragionamenti anche al di là dell'aspetto prettamente tecnico. Stamattina andiamo subito sul sodo, abbiamo fatto la seconda delle masterclass. Abbiamo parlato del mercato Croazia, avevamo già parlato del mercato Baleari, quindi mercato Croazia che è uno dei nostri competitors e vorrei che i miei due ospiti vi dessero due flash su quello che è stato fatto stamattina e quello che abbiamo fatto la volta precedente. Iniziamo dal professore Yark. Bene, grazie Lucio. Oggi abbiamo fondamentalmente parlato di Croazia, un importante competitor per la Sardegna perché loro hanno un chiaro obiettivo che è esattamente quello di catturare o portare diciamo, alle loro destinazioni in qualche maniera due dei mercati più importanti che abbiamo noi in Sardegna. Uno è il mercato tedesco, l'altro sicuramente il mercato italiano. Pertanto un po' il ragionamento è stato tentare di capire, non tanto per copiare, non è che dobbiamo di improntare la strategia turistica futura di Sardegna a partire del copiare o vedere che cosa stanno facendo gli altri per in qualche maniera svilupparle da noi, sono fondamentalmente perché oggi per essere competitivo devi conoscere molto bene qual è il tuo competitor, è esattamente il lavoro che stiamo facendo in questi giorni. L'abbiamo fatto l'altra volta, o sea, 2 settimane fa per essere esatti, vedendo come si sta evolvendo, che cosa stanno facendo nelle Baleari. Abbiamo fatto oggi il ragionamento sulla Croazia e nei prossime puntate, nei prossimi incontri, vedremo anche altri operatori, ma soprattutto con una logica di prospettiva di capire che cosa sta facendo e come si sta evolvendo il mercato turistico, ma soprattutto come stanno reagendo e cosa stanno facendo, quali sono le visioni e le strategie da parte dei nostri principali competitor. Grazie Joseph. Antonio, due masterclass con una bella partecipazione di operatori, un bel po' di temi sul fuoco. Oggi abbiamo fatto un secondo approfondimento, ne avremo ancora due nei prossimi appuntamenti di novembre. Possiamo già dire qualcosa? Anche stamattina abbiamo fatto un ulteriore passo avanti. Uno dei punti di innovazione di questo Call to Action alla sua settima edizione
è stata la capacità di coinvolgimento attivo degli operatori. Stiamo riuscendo a lavorare sulla condivisione di temi strategici e lo facciamo col punto di vista di chi opera sul mercato quotidianamente, animando la stagione con dei prodotti che sono diventati un must nel panorama internazionale perché attraggono molti turisti. Poi vedremo i numeri con tutti gli ospiti e ci rendiamo conto che l'appeal della Sardegna esiste. Quello su cui stiamo ragionando è mantenerlo, incrementarlo in questo decennio 2024-2034. Ecco allora che sono emersi i primi temi chiave, quelli su cui dobbiamo lavorare tutti quanti per creare un prodotto che sia effettivamente competitivo e che si innovi costantemente. Viviamo su un mercato, e questo l'hanno affermato stamattina gli imprenditori che hanno animato la masterclass, così come quelli che avevamo nella scorso appuntamento. Effettivamente il mercato è talmente fluido da richiederci uno sforzo importante per avere dei prodotti che siano sempre adeguati a questo gusto, a queste tendenze, a queste necessità, a questi desideri dei nostri clienti che a volte cambiano di mese in mese. Basta vedere lo scenario che cambia a livello internazionale, subito ci accorgiamo che è necessario proporre un prodotto un pochino diverso. Bene, allora questo è stato uno dei temi importanti alla giornata di oggi, come costruire il prodotto partendo poi da tutti quegli elementi connaturati. Abbiamo parlato di comunicazione, di storytelling, abbiamo dibattuto molto sull'utilità della DMO, cercando di approfondire il tema per renderci conto che dal capire che cosa intendiamo per DMO nasce quella condivisione di contenuti e di capacità di fare programmazione. Siamo arrivati all'importanza dei dati. Allora vedete, sono tutti temi che già di per sé sono strategici. Metterli tutti insieme significa maturare tutti insieme l'idea di un prodotto che si deve innovare, che deve crescere, in una parola deve essere competitivo sul mercato. Gli operatori ci stanno dando grandi risultati, vediamo un impegno che è costante e soprattutto quella voglia di andare oltre l'attualità. Abbiamo analizzato dati ventennali, ci siamo resi conto che in 20 anni la Sardegna è cresciuta, fenomeni di mercato, ci sono state molti elementi, dalle low cost del 2000, dei primi 2000 per poi proiettarci sul turismo esperienziale. Bene, siamo sempre stati protagonisti in un crescendo costante, ma è altrettanto vero che si inizia a percepire quella sana tensione di chi vuole fare di più. Come ci diceva Joseph, abbiamo comparato i dati di altre destinazioni. Ricordo il viso degli operatori quando abbiamo analizzato le Baleari, vedere queste doppie cifre rispetto alle nostre. Quando qua parliamo di presenze arrivi e siamo nettamente al di sotto dei 10 milioni, e vedere che le Baleari sono in un crescendo costante fa venire alla mente dei nostri operatori che abbiamo grandi margini di crescita, ma non perché dobbiamo doppiare le Baleari o ci dobbiamo appiattire sul modello Baleari, è esattamente il contrario. Vedere cosa succede a livello internazionale ci fa capire la nostra specificità, che è quella su cui lavoriamo per creare prodotto. Quindi Lucio, ci sono tutte le premesse per far bene. Ancora 2 appuntamenti nei quali avremo modo di approfondire questi temi e poi ci è stata data una grande responsabilità. Gli operatori ripongono in questo call to action una grande aspettativa legata alla diffusione di strumenti e di informazioni che gli possano aiutare nel quotidiano. Anche questo è un bel segnale. Aiutarli nel quotidiano significa rompere quella monotonia. Tutti noi sappiamo che la monotonia è fatta di tutto ciò che ci viene in mente la mattina, salvo poi non avere le informazioni per guardare il nuovo. Bene, questo è l'altra grande responsabilità che ci è stata data. Aiutateci a guardare il nuovo. Quindi Lucio, possiamo dire che dopo il secondo appuntamento entusiasmo mantenuto, grandi aspettative e grande impegno da parte degli operatori. Molto bene. Devo a Joseph una precisazione, perché ti hanno accusato di voler balearizzare la Sardegna. Ovvio, noi sappiamo bene perché ti conosciamo che non è questo il tema. Il tema è prendere il meglio dalle Baleari, ma vorrei che lo dicessi tu con la tua competenza. Sì, è stato anche abbastanza curioso la reazione che ho apprezzato, devo dirti onestamente che ho apprezzato e che tutto nasce, come succede spessissimo, del fatto che i giornalisti quando ci parli dimenticano una parte di quello che ti hai detto e pertanto vanno a, diciamo, in qualche maniera, non dico manipolare, però strumentalizzare quello che si è detto. Detto questo, allora, qui c'è un elemento molto importante. Le Baleari hanno un modello turistico, o meglio detto, hanno avuto un modello turistico che evidentemente non è raccomandabile per la Sardegna. Punto 1.
Punto 2, quello che dobbiamo di cominciare a capire però è che loro si sono reso conto degli eccessi, problemi, eccetera, e stanno non tanto facendo marcia indietro, stanno modificando il suo modello turistico che si avvicina moltissimo a quello che è la proposta turistica della Sardegna. Pertanto, warning, concetto fondamentale, non è che ci stanno copiando, loro stanno andando per la sua strada, però dobbiamo essere consapevoli del fatto che è un forte e agguerrito competitor, come vedremo anche altri competitor, e soprattutto, lo vedremo fra qualche istante, il concetto che in realtà è un po' la sensazione, dopo vedrete il perché, la sensazione che un po' è quello che la Sardegna si trova in metà di una gabbia piena di leoni. Dobbiamo ragionare su questo, ma lo vedremo fra qualche istante. Va bene, faccelo vedere subito. Bene. Procediamo. Allora, io partirei fondamentalmente di questa immagine. Questo è il Mediterraneo. Il Mediterraneo è l'area turistica più importante a livello mondiale, dove l'anno scorso, diciamo, tutte queste destinazioni in qualche hanno, diciamo, ricevuto più di 400 milioni di turisti, con dei volumi di presenze assolutamente molto molto importanti. Ma quello che mi sono, diciamo, dopo una certa riflessione, pensando nella particolarità, non dico tipicità, ma la particolarità della proposta turistica di Sardegna, mi sono chiesto quali sono i competitor più aggressivi. Sono questi che abbiamo in rosso, ma non sono le unici. Abbiamo anche quelli in giallo che sicuramente hanno un prodotto leggermente diverso, però che in qualche maniera dobbiamo di considerare. Perché questa riflessione? Perché fondamentalmente c'è un elemento di partenza, cioè il turismo prettamente balneare, che è esattamente quello che tutte le destinazioni del Mediterraneo propongono, è in realtà un mercato già molto maturo che non cresce più di tanto, e quello che c'è fondamentalmente è un giro fra le diverse destinazioni di tutti i turisti che in questo momento abbiamo. Sono turisti che conosciamo fondamentalmente, arrivano dall'Europa fondamentalmente. Bene, detto questo, qual è il concetto sul quale dobbiamo cominciare a riflettere? Dobbiamo riflettere che noi come Sardegna siamo un competitor che in qualche maniera deve ragionare o farsi vedere all'interno di altri competitor, perché gli altri vogliono i nostri turisti come noi vogliamo i turisti degli altri, cioè viviamo in questo momento in una situazione di altissima competitività e di tantissima concorrenza turistica. Arrivati a questo punto andiamo a vedere la Croazia. La Croazia come si è comportato l'anno scorso, cioè quest'anno, questa stagione? Beh, hanno avuto una buona stagione come vedete loro da gennaio a fine agosto hanno avuto la non bassa livello di arrivi di più di 16 milioni di arrivi, che le hanno portato 57 milioni di presenze. Hanno avuto un incremento molto considerevole per quanto riguarda le arrivi, siamo comparativamente rispetto al 2022 con un più 10%, un po' meno sull'incremento sulle presenze, però perché c'è una motivazione che in qualche maniera ci corrisponde anche a noi, che è quello della diminuzione della permanenza media per quanto riguarda il turismo balneare, che è un fenomeno che tutte le destinazioni del Mediterraneo già da qualche anno stanno vivendo. Fondamentalmente quello che noi vediamo, loro sono un grande competitor nostro, soprattutto su quello che è il concetto del turismo balneare, seppur il prodotto balneare che loro hanno è sostanzialmente diverso da quello che noi offriamo. Vediamo qua fondamentalmente le 2-3 grandi aree dove hanno ricevuto i turisti, l'Istria, la Dalmazia, Spalato, eccetera, ma anche direi la zona di Cavermer o anche di Zadar, che sono più verso il sud. Ma da dove arrivano i suoi turisti? Beh, qui c'è già un primo elemento di riflessione. Primo elemento di riflessione perché per loro è il principale mercato turistico è la Germania, come anche per noi. Loro hanno, a differenza nostra in qualche maniera, ma questo è importante, lo vedremo dopo, un grande vantaggio rispetto a noi, dove riescono ad avere non dico una destagionalizzazione, però sì un'attività più lunga, quello che i tour operator di una volta chiamavano i shoulders, cioè le spalle, ok? Che questo gli viene garantito del mercato locale, il mercato croata.
ovviamente loro hanno un vantaggio rispetto a noi, che fondamentalmente più dell'86% dei suoi turisti arrivano in macchina, e questo è un vantaggio che loro hanno rispetto a noi. Il mercato italiano, come vedete, questo anno è stato, diciamo, un po' come da noi, sotto di quello che si aspettava. Allora, come vedete, diciamo, è in sesta posizione, l'ha superato la Polonia. Però perché è importante considerare e non perdere di vista la Croazia? Perché loro hanno un grandissimo interesse su due mercati che sono fondamentali per noi, la Germania e l'Italia. Quello che vediamo fondamentalmente è che loro sono riusciti diciamo, a recuperare i flussi turistici che avevano nel 2019, più o meno. Consideriamo che nel 2019 loro sono arrivati a un po' di più di 16 milioni di arrivi, ma già questo anno loro a fine agosto c'erano arrivati, pertanto con settembre e un po' ottobre sicuramente lo supereranno. Quello che è interessante da capire è che la permanenza media però del 2023 rispetto a quella del 2019 è di 5,3 notti rispetto ai 5,4 che loro avevano nel 2019, cioè la tendenza in tutti i mercati alla riduzione della permanenza media per quanto riguarda alle vacanze principali, la solita vacanza estiva. E perché questo? Fondamentalmente perché non dobbiamo dimenticare che nel 2023, questo anno, si ragiona, si pensa, si considera che più del 74% degli europei faranno fino a 4 vacanze nell'arco dell'anno, cioè dopo il Covid, l'abbiamo parlato diverse volte anche nel call to action dell'anno scorso molto approfonditamente, i cambiamenti di comportamento della domanda nell'acquisto e anche delle attività che fanno i turisti nella destinazione. La Croazia ha una caratteristica simile a quella che abbiamo noi in Sardegna, che è fondamentalmente una stagionalità molto molto marcata, come vedete qua. Però qual è la grande differenza rispetto a noi? Sul fatto che, come vi dicevo, il mercato croata, il mercato domestico, gli permette di garantire un flusso turistico, diciamo, da settembre fino a quasi la fine di novembre, in qualche maniera, come vedete, abbastanza costante. Okay? E questo permette un funzionamento delle strutture ricettive, dell'offerta turistica, che possono allargare l'attività turistica, ma come vedete, diciamo a metà di febbraio in qualche maniera riprende l'attività per andare in crescendo, cioè hanno soltanto un paio di mesi, diciamo, di bassa stagione. Okay? Pertanto questo è un aspetto, diciamo, che trasponendo nel nostro caso il comportamento del mercato domestico loro non corrisponde con il comportamento del nostro mercato turistico classico, che in qualche maniera ci permetterebbe o ci permetterebbe avere un certo cuscinetto che sarebbe l'italiano. Mercato internazionale ha però un comportamento molto simile al nostro, con grande punto e molto concentrato, direi fondamentalmente nel mese di giugno, luglio e agosto, ma osservate che lì comincia già a crescere l'attività a partire del mese di aprile, pertanto diciamo, hanno un sviluppo dell'attività turistica della stagione o meglio detto della attività economica generata dal turismo, che gli permette di avere una un cuscinetto di attività che purtroppo noi in Sardegna non riusciamo a sicuramente fare. Quello che osserviamo, la Croazia in realtà è una destinazione relativamente giovane, diciamo che inizia fondamentalmente a partire delle anni, diciamo inizialmente sulla metà degli anni 90 per andare pian pianino a crescere, ma come vedete è una destinazione che ha cresciuto sempre a partire dal 2009 fino al 2020. Però ci sono delle caratteristiche che non dobbiamo dimenticare. Loro hanno alcune criticità e fra queste, per esempio, hanno una criticità importante dove in realtà il totale delle presenze turistiche, soltanto il 30% corrisponde a quello che sono le strutture ricettive alberghiere, dove il 45% delle presenze si fa, diciamo, nell'offerta extraalberghiera, fondamentalmente in case private, in affitto di case, appartamenti, eccetera, eccetera, anche con una offerta storica, classica, che viene anche in qualche maniera un retaggio del vecchio concetto delle vacanze che si facevano nel blocco sovietico diciamo la vecchia Jugoslavia, dove il 30% delle presenze
si fa nei campeggi. Se guardiamo questo grafico che abbiamo, osservate la distribuzione, cioè nel caso nostro come Italia, più o meno il 65, 64, 65% delle presenze turistiche annue da noi si fanno fondamentalmente in strutture ricettive, mentre che nel caso di Croazia è radicalmente diverso. Pertanto questo è diciamo, una caratteristica che stanno tentando di risolvere, lo vedremo fra qualche istante. L'offerta però ricettiva, a differenza nostra, è abbastanza particolare, dove in realtà vediamo che la gran parte dell'offerta turistica ricettiva è fatta di diciamo, strutture di un livello diciamo, medio o di basso livello. In realtà il 60% del totale dei posti letto corrispondono a alberghi di 2 a 3 stelle. Questo ha contribuito sul fatto che fino a prima del Covid diciamo, la spesa media del cliente in destinazione durante le sue vacanze non andasse oltre i 60-65 euro. Okay? Diciamo che era la classica destinazione di vacanza balneare low cost. Se ne sono reso conto e stanno correndo ai ripari. Ma soprattutto dobbiamo vedere il fatto che la stramaggioranza degli alberghi sono piccoli, il 70% degli alberghi hanno meno di 100 camere e soltanto un 30% hanno più di 250 camere, che come vedete in qualche maniera va un po' in contraddizione con quello che hanno gli altri paesi, dalla Spagna alla Grecia, ma anche nel caso nostro per quanto riguarda l'Italia. Cosa sta succedendo? Beh, quello che sta succedendo è che loro si sono reso conto che il modello turistico concetto low cost non funzionava o non, diciamo, era arrivato a un certo limite e hanno cominciato a ragionare su una logica, quella della destagionalizzazione sul serio, in qualche maniera, ma hanno capito che non possono lavorare con il balneare tutto l'anno. Pertanto che cosa hanno fatto? Si sono concentrati fondamentalmente su due diciamo, o tre macro prodotti come prodotto destinazione. E stanno lavorando fortemente sulla nautica, ma anche perché le sue coste con le isole frastagliate eccetera eccetera diciamo, è ideale, come lo è la nostra Sardegna, su il turismo, la nautica di porto. Ma ovviamente il turismo balneare è anche in qualche maniera un po' meno, ma tentando di complementarlo con quello che è il turismo culturale. Pertanto, e questo è molto interessante, c'è una caratteristica. Il turismo balneare della Croazia non è uguale al nostro turismo balneare, cioè il concetto di spiaggia che abbiamo noi, loro non ce l'hanno, loro hanno pochissime spiagge. Loro hanno, diciamo, le classiche piattaforme di cemento. E questo che cosa comporta? Comporta una perdita di attrattività in qualche maniera rispetto a altre destinazioni. Pertanto loro che cosa hanno fatto? Hanno ragionato con la prospettiva, perché per loro i mercati DACH, mercati diciamo del nord Germania eccetera, come anche il mercato inglese, è un mercato che in qualche maniera il balneare lo vede in una prospettiva leggermente diversa come siamo noi abituati e lì esiste quello che si chiama il coastal tourism, cioè il mare come diciamo scenario dove fare determinate attività che non sono necessariamente o unicamente il balneare classico e pertanto hanno sviluppato una proposta del balneare ma improntata con un'evoluzione verso il prodotto coastal tourism, lo quale gli permette di sviluppare sia la nautica di porto fortemente come anche tutto quello che è l'outdoor, le attività diciamo sportive slow o meno slow sul mare, ovviamente al balneare ci stanno lavorando fortemente, ma anche l'aspetto della scoperta di tutto il territorio a partire diciamo dalla prospettiva del mare, ok? Loro lavorano poco sulla vendita del loro attrattivo interno, si concentrano fondamentalmente sul mare. Però questo comporta un lavoro importante per quanto riguarda la costruzione della proposta turistica del cosiddetto prodotto destinazione e questo è il mix di prodotto che hanno creato e sul quale stanno lavorando, che parte dalla nautica al balneare, anche il turismo rurale e il turismo naturalistico, per esempio stanno puntando molto fortemente legato al rurale tutto quello che è l'ambito del bike e del golf con degli investimenti, senza dimenticare, e questo in qualche
qualche maniera è molto... il concetto è che ogni prodotto più o meno loro lavorano con una filosofia di presentarlo ai diversi mercati, cioè creano il prodotto che ogni mercato strategico per loro gli è più interessante. Nel caso nostro italiano puntano moltissimo, ovviamente, sull'enogastronomia. E questo che cosa ha significato? Beh, come dicevo, loro hanno iniziato nel 95 fino al 2013 con una strategia di sviluppo, di entrare nel mercato del balneare mediterraneo, e più o meno ce l'hanno fatta abbastanza bene, però con un modello turistico classico, il cosiddetto Sea and Sun, che è molto concentrato sull'estate, ma giocando fondamentalmente come elemento differenziale sull'accommodation cheap, sia con le private structures piuttosto che con i campeggi, e anche quello che in qualche maniera, diciamo, è l'offerta che loro hanno. Ma hanno cominciato a capire che dovevano modificare la sua proposta e pertanto sono partiti sia a livello nazionale ma a livello regionale con delle strategie specifiche, con un piano strategico fino al 2020 che va avanti ancora, doveva andare avanti fino al 2025, dove il concetto fondamentale, che è quello che abbiamo visto prima, la diversificazione, l'incremento della qualità dell'offerta e il dotarsi o migliorare le infrastrutture e l'accessibilità. Ma come conseguenza del Covid se ne sono reso conto già qualche tempo fa di quello che abbiamo detto prima, cioè il mercato è cambiato, il mercato in qualche maniera sta ragionando in modo diverso e pertanto stanno lavorando su un concetto nuovo, una strategia nuova che passa per diventare una destinazione totalmente diciamo sostenibile. Beh, è arrivato a questo punto, questa è l'impostazione sulla quale noi stanno lavorando. Stanno lavorando sul sviluppo di una strategia complessiva di sostenibilità, di investimento o di facilitare gli investimenti per le costruzioni di nuove camere alberghiere, diciamo di strutture ricettive, perché sono quelle che danno più valore, incrementano il valore complessivo della destinazione, ma soprattutto con la ristrutturazione di quello che già hanno, sia campeggi come anche diciamo le private houses e le strutture ricettive, ma soprattutto investimenti su nuove marine, su qualità di servizi, sui porti nautici, eccetera, eccetera. Ma anche su una governance operativa, una governance che non dobbiamo intenderla come governance politica, su una governance operativa che diciamo tenta di sul terreno applicare in qualche maniera le strategie di sviluppo che diciamo prevede i diversi piani strategici. Quali sono i loro obiettivi? Questo dobbiamo essere attenti. Loro da qua al 2020 fondamentalmente avevano un obiettivo, quello di incrementare il mercato, diciamo il volume di arrivi di un 24% e come conseguenza del Covid non sono arrivati, ma ricordate che hanno cresciuto già quest'anno un 10%. E questo vuol dire di tentare di incrementare di un 11% la spesa media dei turisti, con incremento del tasso di occupazione. Tasso di occupazione, come vedete, come obiettivo è quello di arrivare al 50% del tasso di occupazione all'orda degli alberghi piuttosto che diciamo dei campeggi o anche delle case private, ma soprattutto lavorando su questi punti, cioè la destagionalizzazione, la sostenibilità, la modernizzazione dell'offerta turistica e la innovazione. E su questi elementi importanti direi che la base della strategia passa fondamentalmente per avere un turismo più competitivo e innovativo che risponda a questa logica di sostenibilità che gli permetta di avere sviluppo turistico e pertanto economia per il territorio nell'arco di tutto l'anno. Finisco dicendo soltanto una cosa che è anche molto importante, che è il fatto che loro hanno fatto una legge quadro nuova sul turismo, che entrerà diciamo, in vigore il 1 gennaio 2024 e che ha un ragionamento di base, cioè quello della, diciamo in qualche maniera, del controllare i flussi turistici, ma soprattutto della contingentazione, cioè ogni destinazione turistica, il sistema ente pubblico, amministrazione degli operatori devono determinare qual è il numero di turisti, la capacità di carico, il numero di posti letto, eccetera, eccetera, e a partire di là costruire una proposta turistica che gli permetta in qualche maniera andare su questa impostazione, cioè possono decidere sul numero, il tipo e la categoria delle strutture di ristorazione, strutture alberghiere, eccetera, eccetera, cioè decidono e pianificano qual è il turista che vogliono, come lo vogliono, quando lo vogliono e soprattutto di che tipo di
cliente in qualche maniera lo vogliono. Beh, arrivati a questo punto, direi che dobbiamo considerare che è un mercato da non perdere diciamo, di vista, perché potrebbe diventare, diciamo, loro vogliono parte dei nostri clienti, ma soprattutto dobbiamo di considerare che stanno ragionando su due aspetti importanti. Uno, la sostenibilità a 360 gradi, ma anche l'altro, quello questo è l'aspetto importante, la costruzione e il funzionamento di un vero sistema turistico all'interno delle destinazioni, fra il pubblico e il privato, cioè la logica di rete di destinazione. Grazie. Benissimo, Joseph, perdonami se ti ho fatto fare questa corsa, però era importante quello che hai detto stamattina sulla masterclass, volevo condividerlo con chi ci sta guardando online. Vi ringrazio e chiamo per il prossimo panel Natale Dittel. Natale ha delle slide. Allora, segretario generale, autorità di sistema Mare di Sardegna, benvenuto, grazie di essere qui, Natale. Accomodati, lascio la parola a te. Grazie, buonasera a tutti. Vi ringrazio tantissimo per questo invito a Sardinia Call to Action e ringrazio anche GEAS e la Regione Sardegna e tutti gli organizzatori per questa opportunità. Oggi vorrei esporvi i dati che riguardano il nostro sistema portuale. Andiamo avanti con la slide. Mi piace iniziare con questa frase perché il mare unisce paesi che separa. In un momento come questo forse ci può aiutare insomma, a ragionare anche un pochino più serenamente. Allora, il nostro sistema portuale è sardo, parlo di porti nazionali e internazionali e sottoporti, divisi 4 al sud e 4 al nord, ovviamente Cagliari, Portovesme, Oristano ed Arbatax, al nord Olbia, Golfo Aranci, Santa Teresa e Porto Torres. Sono porti, ognuno dei quali è dotato di una propria specializzazione. In questa slide che offriamo alla visione possiamo arguire quelle che sono le tonnellate di merci che vengono trattate in Sardegna. Noi siamo in Italia il terzo sistema, cioè se togliamo Genova e Trieste, la Sardegna è il terzo sistema italiano per passeggeri e merci. Su 500 milioni di tonnellate che viaggiano per l'Italia, 44 milioni, chiedo scusa Marco, torniamo indietro, 44 milioni vengono lavorate in Sardegna. Stiamo parlando di rinfuse liquide, rinfuse solide e merci varie in colli. Come dicevamo, i porti sono specializzati, abbiamo le rinfuse liquide su Cagliari, cioè parlo del sistema Saras che è importantissimo, è il secondo sistema italiano per rinfuse liquide, e abbiamo rinfuse solide e merci in colli che viaggiano per colli che sono su Olbia e Grosso e su Olbia e su Cagliari. Parliamo di 5 milioni su Olbia e 5 milioni di tonnellate su Cagliari. Arriviamo ai passeggeri, parlo dei dati del 22, come vedete il sistema è stato in grado di far viaggiare circa 5 milioni di persone, 4 milioni 979, che ci riportano un po' ai dati ante-Covid. La stagione in corso, la 2023, sta andando molto bene, abbiamo un trend in aumento del 4,7% sugli arrivi e di un 3,5% se non erro delle partenze. Andiamo pure oltre. Ecco, questo è un dato interessante perché ci fa capire cosa è in grado di muovere il sistema dei porti. Per il nostro, circa 1,5 miliardi di euro con 39.000 occupati, anche perché tutto l'import-export, come sapete, viaggia su nave al 98,5%. Il cargo aereo, scusami Marco che sul cargo aereo voglio fare un ragionamento. Il cargo aereo sta aumentando, nel 2022 è aumentato del 7%, ma su cargo aereo stanno viaggiando merci ad alto valore aggiunto e quindi questo dato fa ragionare anche noi dei porti perché ci siamo accorti che certi tipi di merce stanno iniziando a viaggiare molto di più sugli aerei. Tanto è vero che i grandi operatori, ne cito uno per tutti perché è ormai il leader mondiale, cioè la MSC, ha comprato 4 cargo aerei negli ultimi 3 mesi. Quindi si sta passando da una strategia di integrazione orizzontale ad una strategia di integrazione verticale. E la stessa Maersk sta investendo sul ferro, quindi sulle ferrovie,
e solo nel 23 chiuderà con 15 miliardi di dollari tutta sul ferro. Quindi è proprio il classico caso di passaggio da integrazione orizzontale ad integrazione verticale. Si è chiuso il ciclo del decennio 2014-2024 e sta iniziando, avete fatto bene voi, a dire 2024-2034, perché effettivamente si è chiuso un ciclo, se ne sta aprendo un altro e tutti noi che operiamo nella logistica, nei trasporti, nel turismo, dobbiamo stare molto molto attenti al cambio di strategia a livello globale. Andiamo pure avanti, grazie. Ecco, qui è quello che dicevamo in limine. La Sardegna, la vedete, racchiusa in quel cerchio 44, se togliamo le due ascelle est e ovest, cioè Genova e Trieste, che fanno 65 milioni di tonnellate e 61 milioni di tonnellate, ci siamo noi terzi, noi Sardegna, con 44 milioni di tonnellate. È un grosso risultato che ci consente comunque di essere molto competitivi, perché sul sistema italiano rappresentiamo all'incirca il 10% sui passeggeri e il 10% sul merci. Andiamo avanti. Ecco, adesso ci soffermiamo a ragionare sui passeggeri. Qui abbiamo voluto fare un raffronto con gli aeroporti, che ovviamente la fanno da padrone, perché come vedete questi sono dati, attenzione, al 30 agosto 23, quindi sono recenti. I tre aeroporti, Cagliari, Olbia e Alghero, hanno fatto 6.742.000 rotti passeggeri. Come sistema dei porti noi siamo a circa 4 milioni. Quindi la percentuale è che in aeroporto 63%, porti 37%. Ma come dicevamo, il porto fa soprattutto merci, deve fare merci. Il porto che funziona è quello che fa il merci. Il passeggeri è importantissimo ovviamente, però non voglio dire che è residuale perché sarebbe errato, però il grande porto è quello che fa molte merci. Andiamo avanti. Qui invece questa slide abbiamo semplicemente voluto rappresentare che ci sono più arrivi per il 4,7% e le partenze, l'ho già detto, al più 3,4%. Come vedete, quelle in arancione sono e indicano il picco stagionale. Noi ogni anno ovviamente, giugno, luglio, agosto e settembre, facciamo l'80% dei nostri passeggeri. Quindi anche quest'anno il dato è confermato e se voi ragionate sul 23, su quel 2.326.000, 2 milioni li trasportiamo tra giugno e settembre, giugno, luglio, agosto e settembre, e quindi c'è questo enorme picco stagionale che crea indubbiamente molti problemi e presto o tardi, come diceva chi mi ha preceduto, bisognerà aprire un ragionamento se il nostro territorio, qui guardo il professor Bandino, è in grado di sopportare questi carichi in un periodo di tempo così breve, perché penso ai rifiuti, penso alla sanità, penso all'acqua, eccetera, eccetera. Quindi presto o tardi dovremo tutti insieme ragionare sull'impatto che hanno queste masse di persone che tra porti e aeroporti raggiungiamo gli 11 milioni, abbiamo fatto i calcoli ancora stamattina, e non è poca cosa in 4 mesi. Andiamo pure avanti, Marco. Qui, vabbè, distribuzione dei passeggeri, direi di andare oltre, non voglio sottrarre tempo agli altri. Questa torta invece è interessante perché, e questa andrebbe studiata secondo me un po' da tutti gli addetti ai lavori, perché come vedete questa torta ci indica dove poi la distribuzione e la destinazione dei traffici marittimi. Se andiamo a vedere, qui c'è stato proprio nell'ultimo quinquennio una modifica, perché la nostra principale destinazione è la Toscana, con Livorno, Porto di Livorno, quasi 2 milioni di passeggeri, e Liguria 25%, Lazio 21%. Sono le 3 rotte principali, la Olbia-Livorno, la Porto Torres-Genova e la Olbia-Civitavecchia. Cosa vuol dire questo? Perché è importante questa torta? Perché ci dice che, io mi chiedo scusa se entro molto nello specifico, che il traffico RoPax, come lo chiamiamo noi, cioè merci e passeggeri, è il futuro. Cioè ormai le grandi navi, queste grandissime navi traghetto che avete visto quest'anno, la Moby Fantasy, impensabile, trasporta 3.500 passeggeri, sembra una nave da crociera, però dentro anche il merci. E gli armatori stanno decidendo quali sono i porti di destinazione. Il Civitavecchia prima, che adesso fa 1.980.000 passeggeri, prima era la rotta principale, adesso è il merci che sta decidendo qual è la rotta principale. E infatti è Livorno, che è un grande porto merci, come può essere Cagliari. Quindi
Questo è un dato, ripeto, che stiamo studiando e che, come sono sicuro, la conferma sarà questa. Nel futuro, nel prossimo decennio, è il ROPAX, tant'è che i 350 milioni di fondi PNRR, noi come autorità di sistema li abbiamo investiti tutti nel terminal RoRo di Cagliari, perché siamo convinti che il futuro sia proprio il traffico RoRo e ROPAX. Andiamo pure avanti. Qui una nicchia sul mercato crocieristico che ci può aiutare a fare dei ragionamenti. Qui, senza annoiarvi, vi voglio dire che nel 2017 avevamo fatto come sistema Sardegna 600.000 passeggeri. Erano gli anni in cui era andato in crisi il sistema del Nord Africa e quindi noi avevamo approfittato di questa, come dire, defiance del Nord Africa ed avevamo intercettato tutta una serie di traffici. Poi ci sono stati gli anni terribili del Covid e adesso nel 22 abbiamo ripreso un pochino, diciamo, il vecchio trend con 221.000 passeggeri, ma nel 23 siamo già arrivati a 334.000. Questo è un dato, come dire, che ci conforta perché, come sapete, le crociere vanno avanti per 10 mesi l'anno, quindi sono un forte, come dire, driver per la destagionalizzazione e un dato che voglio offrire alla platea è che noi siamo già alla programmazione al 2026. Cosa voglio dire? Che è importante pianificare a 3-4 anni e questo ci dà la possibilità di ragionare moltissimo sui numeri, su quello che dicevamo prima, anche come cercare di... Marco, vai avanti con la prossima slide perché mi serve, vai ancora avanti, a dimostrare, anche questa non mi serve. Ecco, da un lato mi serve questa, cioè dove da un lato noi riusciamo a, ovviamente con le compagnie, non da soli, a prevedere il multiscalo anche in Sardegna, facendo girare il crocerista, insomma, per vedere un po' da nord a sud la nostra isola, vai ancora avanti, e questa invece è la slide sulla quale richiamo la vostra attenzione, perché noi avevamo fatto fare uno studio dalla società Risposte e Turismo, che è specializzata, crocieristica in Sardegna, 2 possibili fronti di lavoro. Se voi guardate le destinazioni dei nostri porti, Cagliari Olbia, Porto Torres, Golfarancio Oristano, qui da questa slide si può arguire che i passeggeri sono andati a visitare tutte queste località che diversamente, molto difficilmente, potevano essere, come dire, destinazioni ordinarie del turista classico. Noi abbiamo sempre inserito i nuraghi, sempre inserito l'enogastronomia, l'archeologia e la cultura. Questo, con la programmazione, come si diceva, al 2026, ci dà la possibilità di ampliare tantissimo questo tipo di destinazioni, quindi la Sardegna dell'interno, la Sardegna meno conosciuta, che comunque sta iniziando, come dire, a farsi giustamente valere. Ecco, questa è una cosa che sul versante programmazione, secondo noi, va studiata e tenuta in debito conto. Vi ringrazio. Grazie al segretario generale dell'autorità portuale di sistema Mare di Sardegna, Natale Dittel. Chiamo qui sul palco con me 2 illustri ospiti, professor Bachisio Bandino e dottor Ciriaco Feddu. Non abbiamo slide, quindi non c'è problema. Prego professore, il microfono già acceso. Ciriaco, poggialo pure qui. Poggialo pure qui. A voi. Allora, è un grande onore avervi qui con noi stasera. Perché 2 intellettuali qui con noi? Perché quest'anno l'edizione del Sardinia Tourism Call to Action ha deciso di allargare un po' i suoi orizzonti. Abbiamo un orizzonte turistico al 2034, ma vogliamo allargare anche l'orizzonte, diciamo, la nostra apertura mentale. E allora è bene parlare col professor Usai, col professor Fancello, con gli operatori, con i tecnici, però ci serve anche una visione diversa. Abbiamo bisogno di una visione di un antropologo, di un giornalista, di 2 scrittori. Voi siete tante cose nella vostra vita. Ciriaco è stato anche manager internazionale, ha vissuto per un lungo tempo in Asia. Siete stati e siete ancora tutti e 2 editorialisti di un quotidiano importante regionale, l'Unione Sarda, quindi avete sotto mano i fenomeni sociali
in una maniera forse superiore a quella che abbiamo noi, che siamo molto orientati alla quotidianità operativa e quindi a volte dimentichiamo un po' quello che ci sta succedendo intorno. E vorrei cominciare dal professor Bandino, chiedendogli questo. Prima di arrivare al futuro, vediamo un po' il presente, no? Siamo arrivati all'oggi e ci arriviamo dopo un dopoguerra, gli anni 60, in cui due modelli si sono in qualche modo scontrati, diciamola tutta. Uno era il modello petrolchimico, che sappiamo purtroppo è andato abbastanza male, e l'altro era il modello della Costa Smeralda, che all'inizio era solo Costa Smeralda, veniva vissuto in maniera molto, molto critica. Credo che anche lei, professore, sia stato molto critico negli anni '80 su questo modello. A oggi lei, originario di Bitti, si è spostato nel nord-ovest, vede quindi quotidianamente cosa avviene intorno a noi. Qual è la sua visione dell'oggi? Ma ogni industria porta lavoro, occupazione e produce ricchezza. Ovviamente bisogna vedere su un piatto della bilancia quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell'industria. Quella petrolchimica, come chimica di base, non aveva prospettive, per cui stipendi, lavoro, ma senza prospettive voleva dire disoccupazione, inquinamento e malattie. Quindi i suoi vantaggi li aveva, ma gli svantaggi superavano nettamente i vantaggi. Invece l'industria turistica è proprio nella prospettiva di sviluppo, proprio istituzionalmente, cioè come struttura operativa, anche se all'inizio in Sardegna l'industria turistica ha avuto dei limiti, come quello della speculazione fondiaria, della speculazione edilizia, di una Sardegna che non era preparata, non avendo esperienza, esclusa Alghero, e di che cosa volesse dire questa nuova industria. In questo senso è stato anche un turismo esterno, con isole nell'isola. In questo senso i limiti erano evidenti e perciò la mia osservazione in quel periodo storico era relativamente negativa soltanto sotto questo aspetto, ma senza mettere in dubbio la positività del turismo, che innesca un'attività a ampio raggio. Un albergo, gli alberghi sono una catena produttiva in senso edilizio, mobilio, servizi, alimentazione. È una catena che va per se stessa e che va sempre più e sempre meglio in prospettiva rispetto invece a quella chimica di base senza indotto. Evidentemente il problema che si pone ancora però esiste, quello che io insomma avevo posto negli anni 70, avendo insegnato ad Arzachene e avendo visto con i miei occhi e prendendo appunti e visitando tutti alberghi, comportamenti, atteggiamenti, mentalità differenti, avevo notato questi aspetti enormi positivi e questi aspetti da osservare più attentamente negativi. La sfida del turismo è proprio questa, di contemperare in questo piatto della bilancia quello che è il rischio di degrado ambientale, e ricordiamolo, è l'ambiente la risorsa fondamentale in Sardegna, e invece quella che è la prospettiva di grande effetto, di grande futuro, che è appunto l'attività turistica. Grazie professore. Ciriaco, tu sei andato via dalla Sardegna a cercare, diciamo, motivazioni professionali sicuramente più interessanti all'estero. Hai lavorato per grandi aziende, quindi hai una visione anche interna, certamente perché vieni da Nuoro, no? Però anche esterna, cioè hai visto la Sardegna da lontano. Che cosa ci puoi dire? Qual è la tua visione dell'oggi? Dell'oggi oggi? Proprio. Ma io essenzialmente vengo dall'Asia, nel senso che no, sono nato a Nuoro, ovviamente sono nuorese con una buona parte di sangue bittese. Però la mia esperienza più grossa, sia professionalmente che culturalmente, è stata fatta in Asia. Allora, dal punto di vista dell'Asia, posso dire tranquillamente che la Sardegna non esiste. Nel senso, noi non siamo una destinazione, non siamo un posto che è conosciuto. E quindi perché questo? Essenzialmente perché non c'è stato mai un piano di comunicazione da parte
dalla regione, penso che doveva essere diciamo, l'istituzione che doveva curare questo, verso l'Asia, cioè la Sardegna non si è mai presentata in Asia. E questo è un gravissimo difetto, perché gli asiatici hanno un concetto di, come posso dire, di rispetto che è molto paragonabile a quello barbaricino. Quindi il fatto che non ci sia una presentazione ufficiale, che non ci sia una frequentazione ufficiale continua, questo chiude tutta una serie di porte e di prospettive e di opportunità. L'Asia in questo momento senz'altro è il posto, a parte da un punto di vista di popolazione, ma da un punto di vista anche monetario, di soldi, eccetera, è il posto da cui non possiamo prescindere. È quello però per noi più lontano, non in termini proprio di distanza fisica, perché poi le solite 12 ore di aereo si fanno qua, lì, eccetera, quanto proprio perché noi non abbiamo mai avuto una frequentazione e non abbiamo una consuetudine con gli asiatici. Questo è molto importante culturalmente, cioè noi non possiamo andare lì a vendere del vino, per dire, noi abbiamo delle percentuali comunque molto basse in tutto, no? Adesso, al di là dei miglioramenti che sono stati fatti, dei miglioramenti degli stessi nostri prodotti, evidentemente, e miglioramenti della parte di export. Però da un punto di vista proprio numerico noi siamo niente. E quindi questo è una decisione che si deve prendere, cioè se noi vogliamo effettivamente svilupparci in questi termini qui, dobbiamo prima o poi deciderci ad affacciarci fuori. Il concetto di apertura, secondo me, poi tornando al discorso che facevamo su Ottana, poi o sulla Costa Smeralda, è questo, il punto fondamentale è questo, che Ottana è stato un'operazione antistorica, perché di fatto Ottana ha creato un ghetto, ha creato uno zoo addirittura, io ho letto in alcuni libri, no? Perché cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiuso in questo compound, adesso portiamolo all'inglese, una popolazione, no? Popolazione che era, attenzione, secondo la Commissione Medici, era fortemente sospetta di banditismo e di delinquenza. Guardate che il report della Commissione Medici è qualcosa di estremamente pesante in termini razzisti. Oggi non sarebbe più possibile. È un report di tipo niceforo-like, cioè noi stiamo parlando di qualche cosa che dovrebbe essere letto nelle scuole, perché noi siamo comunque, anche da questo punto di vista, una razza delinquente, stiamo attenti. Ottana è stato il rinchiudere, diciamo, migliaia di persone dentro una fabbrica. Non è stato quello che volevano gli intellettuali di allora. Io parlo di Michelangelo Pira, parlo di Pigliaro, parlo di Salvatore Mannunzo, eccetera, che era quello di aprirsi, di avere delle vertenze con l'estero, di frequentare le strade dell'estero, non quello di chiudersi all'interno dentro una fabbrica col ticchettino e come si chiama? Tempi e metodi si Sì, chiamava. tempi e metodi, sì, ma poi quello che il biglietto che si clink, clink, timbratore. il timbratore, diciamo, del coso. Questo è stato antistorico in termini, e non poteva che portare a una situazione quale quella che è successa, cioè di corruzione, di sfascio, di depravazione ecologica, diciamo, del tutto. Allora, se noi vogliamo andare verso l'estero, dobbiamo aprirci. Questo è il primo punto. Fondamentale, storico. Per aprirci vuol dire che però dall'altra parte dobbiamo offrire anche qualche cosa noi, perché assolutamente non possiamo semplicemente aspettare oppure dire sono disposto ad accettare i cinesi, sì, ma cosa posso dargli? No, siamo perfettamente nei tempi. Vorrei farvi una seconda domanda partendo da un famoso anatema che fece molto discutere in Italia, del ministro Tremonti, no? Qualche anno fa disse: con la cultura non si mangia. Però abbiamo visto che il professore Jarc qualche minuto fa ci ha detto che la Croazia sta cercando di fare un mix tra turismo e cultura. Le Baleari fanno la stessa cosa. Professor Bandino, riusciremo a fare questa Mission Impossible? Il turismo è un'industria culturale
dove anche l'oggetto fisico, materiale, è sottoposto a un processo di culturalizzazione, per cui uno scoglio diventa una statua, un porto che consiste in uno sbragamento totale, in intervento di ferro, cemento, poi viene ricucito con filo ricamato e diventa esso stesso natura. E si può dire nella pubblicità nulla è stato toccato, tutto è rimasto com'era, per così dire. Quindi si sottovaluta questo discorso che il turismo è fare cultura e produce cultura nel suo stesso produrre materiale, è produzione di senso. Allora, la Sardegna offre mare, spiaggia, entroterra di macchia mediterranea. Ma questa è la natura che la offre. Ma i sardi cosa offrono? Perché la scommessa è quella. Se togliete mare e spiaggia, chi verrebbe in Sardegna e perché? Allora la sfida è proprio culturale, ma per cultura non intendo quel concetto astratto che uno lo pronuncia sempre guardando in alto, ma guardando in basso e vedendo cose. Nessun prodotto oggi esiste se non è prodotto culturale. Una sedia, è intellettuale il lavoro, è un programma, un progettino del fare la sedia e la scommessa è sul versante estetico. Quindi il turismo affronta il naturale, l'estetico, il ludico e l'erotico, 4 elementi tendenzialmente e profondamente culturali. Come amministrare la natura? La natura è cultura. Quando si dice una natura incontaminata, il supramonte, ma tutta la storia, la cultura che c'è sul supramonte allora non esiste, forse. C'è questo concetto della natura vergine che è un falso. Quello che ti pare vergine è ricchissimo di storia antropologica fondamentale per la Sardegna. Quindi il discorso che si pone è come tagliare unità distintive, culturali, attribuendole a specifici settori del turismo. E quindi il discorso è veramente di un'analisi, di uno studio, di una ricerca e di un'applicazione di questi saperi, come saper fare, come saper costruire, come saper ritagliare. In Nuraghe noi crediamo che è tutto presente, è tutto esposto. Nuraghe, Domus Deiana, Supramonte, Alberi, Corropo. Noi abbiamo la concezione che già esiste tutto, quindi il turista non fa che andare. Questo è un concetto insensato, è un concetto passivo. Tu che fai? Perché quel che il turista vede diventi emozione, sapere vero, cioè esperienza. Perché altrimenti Google gli dà spiegazioni ben più ampie di quelle che ti dà quel cicerone di turno. Allora si tratta di sapere, di capire, e questo chiede un intelligere culturale. Quello di sapere cosa offri tu, perché ciò che conta non è che cosa offri soltanto, ma è le modalità, è il modo che conta, è la modalità che definisce l'arte. Perché anch'io so fare una natura morta, ma è una natura morta senza valore, senza quoziente estetico. Allora come io faccio vedere? Io ho assistito a una esposizione, non so, alle maschere del carnevale della Sardegna centrale a Portocervo. Ma è chiaro che quello dirà solo, è il pittoresco di cui parla Gramsci, cioè è il folclorismo. Si tratta di vedere come tu devi mediare, cioè è il messaggio che conta. Nella teoria e pratica della comunicazione l'emittente è importante il canale, importante il messaggio, ma ciò che conta è il destinatario. Di che cosa fruisce il destinatario? Ha un sapere, un'emozione, che quella maschera non è del carnevale, che quella maschera non nasconde un tipo, Arlecchino, ma non è più un uomo. Il boi di Ottana è un animale dio. Allora tu dai il messaggio. Un tenore, lo sente uno, siccome ha sonorità singolari, ebbene patrimonio dell'umanità, queste unità singolari tu riesci a comunicarle, altrimenti
Ah sì, è lo strano e il pittoresco, ancora Gramsci. Se invece tu lo rendi come teatro, consapevole di manifestare un testo, come se un prodotto letterario, un alletto, allora tu riesci a capire come è composto questo, che messaggio dai. Ecco, secondo me, noi non riusciamo a dare la cultura di quel prodotto che noi riteniamo naturale o artigiano o altro. La scommessa è tutta su questo. È questo l'entroterra vero di un possibile sviluppo turistico. Grazie professore. Allora, Ciriaco, io mi scuso con te perché dopo l'intervento di Bachisio credo che sia difficile poi interagire. Però il tema è questo: con la cultura non si mangia o sì? C'è una strada virtuosa invece per fare questo? No, allora, prima di tutto con la cultura mangiano tanti in Sardegna, cioè su quel gruppo di, scusa faccio un po' di polemica, ma c'è un gruppo di appartenenza che mangia benissimo con la cultura. Stiamo parlando adesso invece di un pubblico molto più vasto che non mangia della cultura, perché noi dobbiamo far diventare la cultura da qualcosa di elitario e da qualcosa legato purtroppo a delle appartenenze semplicemente politiche e ideologiche, invece al discorso che faceva per esempio prima Bachisio Bandino. Cioè questo passaggio noi non l'abbiamo fatto, ma la cultura dà da mangiare dappertutto. Io ho fatto il master a Hong Kong di Literature and Creative Writing, poi sono andato a Chicago alla fiera annuale di Literature and Creative Writing e vedete che è un mondo che smuove miliardi, cioè tutto quello che riguarda semplicemente lo scrivere, adesso sto parlando di un settore quindi di culturale molto limitato, ma tutto quello che riguarda lo scrivere smuove miliardi nel mondo. Noi non siamo ancora a quel livello lì, per noi la cultura è quella togliattiana, cioè del soldato togliattiano che deve esprimere, diciamo, un certo tipo di impegno politico e per questo motivo va avanti. Oppure Sartre, che diceva cos'è la letteratura? 1953, la letteratura è impegno politico in fin dei conti. No? Noi siamo rimasti lì, noi siamo ancora a questo punto ideologizzato della cultura, non ne siamo usciti. Questo chiaramente diventa un discorso elitario, molto stretto, che non porta da mangiare, ma per scelta nostra, non perché la cultura non dia da mangiare. Non è vero assolutamente. Grazie. Resto su di te, Ciriaco, perché la tua esperienza in Asia, prima ne hai accennato, no? Tu hai fatto una bella esperienza manageriale anche. Che tipo di target possiamo attirare dall'Asia? È un target medio-alto, è un target altissimo, un target medio? Tu che conosci quel mercato, come potremmo affacciarci su quel mercato? Allora, secondo me sono bellissime le slide che ha fatto Joseph, sì, perché mostrano effettivamente che l'offerta deve essere anche strutturata, non deve essere monolitica. Io ti do questa spiaggia, o la vuoi o non la vuoi. Allora, io sono stato nominato per 2 anni consecutivi Friend of Malaysia in Malesia perché avevo portato tanti investitori e tante delegazioni. E è stato il periodo, ero stato chiamato per questo, che è stato fatto un progetto di riqualificazione della Malesia. Un progetto di riqualificazione della Malesia che era basato essenzialmente su 2 punti: il turismo e la tecnologia. Perché il turismo da solo non bastava, perché la tecnologia da sola, anche se avevano fatto un grosso corridor dalle parti di Kuala Lumpur tecnologica, eccetera, non bastava. L'unione di queste 2 cose ha portato, diciamo, a un progetto di riqualificazione della Malesia che è stato splendido. La Malesia è cresciuta tantissimo prima che entrasse un po' il fondamentalismo islamico e rovinasse un po' tutto, ma prima la Malesia ha avuto una rampa di crescita turistica che era eccezionale, però chi andava in Malesia? Chi aveva anche la possibilità, c'era anche un'altra carotta che era quella dell'investimento in Malesia. No? Questo tipo di approccio io l'ho rivisto a Malta. Malta fa lo stesso un po' un discorso di questo genere, dice: vieni a Malta,
Ma attenzione, investe in Malta, no? Questo è per esempio un coso una monografia fatta su Lufthansa Magazine di Malta. Perché? E cosa dice? Vieni a Malta perché a Malta stai bene, c'hai le spiagge, c'hai questo, c'hai quell'altro, ma attenzione, ci sono delle possibilità di investimento in Malta. Secondo me noi non stiamo toccando questo tasto dell'investimento, la nostra offerta sarda è priva di investimento. Perché? Perché siamo stati scottati da Ottana, perché siamo stati scottati da tutte le porcherie che hanno fatto di questo genere qui. Allora per noi l'industria diventa un qualche cosa che assolutamente va tenuta a distanza, no? Separata. Ma investire non vuol dire investire solo nel manufatturiero, investire nelle armi o investire in qualche... Vuol dire investire anche nel turismo, investire in situazioni che siano anche, tra virgolette, ecologiche, verdi, sostenibili, possiamo metterci tutti gli aggettivi che vogliamo. Investite però, venite a investire. L'Asia è un posto di investitori, di commercianti fortemente. Allora se noi non gli diamo anche questo aspetto qua, cioè invest in Sardinia, non vengono solo a fare un giro di tipo banalmente turistico. Sono fatti in maniera diversa. Vogliono anche un tornaconto, vogliono capire qualche cosa che gli possa portare del business. Bene, siamo perfettamente nei tempi. Professor Bandinu, il tema di questa edizione del nostro appuntamento è Turismo Orizzonte 2024-2034. Una delle nostre attenzioni massime è sui giovani studenti universitari, su quelli che chiamiamo start-uppers, cioè persone che vogliono costruire la loro azienda. Quindi qualche indicazione su questo orizzonte temporale 2024-2034. Dove stiamo andando? Che cosa possiamo fare? Quali sono i consigli che possiamo dare ad un giovane? Ma in riferimento al turismo direi che la grande risorsa, come abbiamo ascoltato poc'anzi, la grande risorsa è il legame che si deve stabilire tra entroterra, tra zone interne e mare. Perché il vero capitale culturale da sfruttare è quello delle zone interne, che invece non viene sfruttato. Sì, io sento sempre questo discorso, ma non c'è mai un progetto, tantomeno un programma articolato e fattibile che sfrutti questa risorsa. Perché se abbiamo detto che è culturale, non è solo un supplemento e un complemento, è fondamentale l'apporto di quella riserva culturale che viene dalle zone interne. Io vorrei portare un turista in un ovile e parlare brevemente per fargli capire che cos'è, ma per procurargli un'emozione. Perché il turista vuole emozioni, non è soltanto un sapere nel senso di un'informazione in più, non ne ha bisogno, è sommerso dalle informazioni. Allora quell'ovile, l'ovile di Urzulè, la Baracca o Coiles, è un'opera d'arte ed è un mondo che è stato abitato, è abitabile. Qual è la qualità di quell'abitare? E così, se faccio sentire un tenore, devo spiegare che Zubassi e Isacontra non sono dell'ordine vocale, non sono sonorità che conosce. Allora devo, come dire, educarlo a questa nuova sensibilità sonora, perché non sono voci di petto né voci di testa, sono voci ingorgate che vengono dalle viscere, sono voci represse, rimosse. Allora, se io riesco a trasmettere questo quantum e questa qualità, perché è sulla qualità che si gioca la sfida, quel turista, come dire, non solo soddisfo le sue esigenze, ma bisogna inventare anche un sapere che in qualche modo orienti e produca seduzione nel turista, di modo che io quasi quasi lo educo a una fruizione sarda, proprio perché lui non è preparato a questa fruizione, essendoci uno stacco tra Monte di Mola e Costa Smeralda ci sono 4.000 anni di differenza.
Allora io devo colmare questa differenza. Per me l'errore più grave della Costa Smeralda è stato quello di eliminare le capre. Pensate voi, le capre oggi in Costa Smeralda. È un supplemento impagabile, per dire cioè che io vorrei portare i turisti nell'altopiano, ma qui nei pitti di Buttusò di Elai o nel sopramonte di Argos, e fargli sentire il silenzio. Il silenzio. Non ce l'ha questa esperienza il turista. È pieno di rumore, è assordato. Il silenzio. Qual è il linguaggio del silenzio? Qual è la musica del silenzio? Sono queste esperienze, sembrano delle strane raffinatezze da intellettualoidi, ma il turista è un uomo raffinato e lo diventerà sempre di più, che ha conosciuto, come quello sardo d'élite, che ha conosciuto varie, ha avuto molte esperienze, per cui io gli devo dare questi elementi che non sono raffinatezze, costituiscono la vera cultura profonda della Sardegna. Per concludere, un principio fondamentale. Noi della Sardegna facciamo vedere il visibile, l'ostentabile, ma la Sardegna nella sua anima più profonda è il nascosto, è il segreto, è ciò che non si vede. Il sardo non tende alla drammatizzazione, istamutumi. Cioè tu devi parlare a tempo e a luogo e non mostrarti, non sei un pagliaccio, batomine o non batomine. Allora tu devi mostrare questi segreti della Sardegna, che sono la vera carta d'identità. Ma questi segreti come si svelano se tu non possiedi la cultura, gli strumenti verbali, gestuali, linguistici in generale, per trasmetterli, per sedurli? Questo è il punto. Beh, valeva la pena invitare Bacchiso Bandino, l'avete capito il perché era importante e che cosa ci ha regalato. Ancora a te, Ciriaco, per le conclusioni. Come i giovani devono prepararsi a questo orizzonte turistico futuro? Come devono prepararsi i giovani? Intanto non si stanno preparando perché abbiamo visto il rapporto Krenos ultimamente, è una cosa devastante. Effettivamente è un segnale di colpevolizzazione di tutti noi, dico siamo sardi, perché diciamo dei dati così disgraziati, fatemi parlare un po' tranquillamente, sono veramente una pietra tombale su tutta una politica non di 10 ma di 20, 30, 40, 50 anni. Noi abbiamo sbagliato tutto se siamo arrivati a questo punto qua. Se noi non riusciamo a valorizzare i posti interni, è perché 2/3 della Sardegna sono di tipo feudale in questo momento, cioè vivono di pensioni, non hanno servizi, non hanno lavoro, non hanno speranze. Perché non si riesce a affittare le case a €1? Perché non ci sono servizi. Io non vado a comprare una casa a €1 se poi i miei figli non hanno le scuole dove lavorare, dove imparare, eccetera. Noi abbiamo, secondo me, il discorso deve ripartire assolutamente dalla formazione. Assolutamente, cioè noi stiamo trascurando in maniera totale la formazione. L'altro giorno ho letto un articolo che chiaramente non condivido, in cui diceva che la famiglia e la formazione contano il 20%, mentre invece nella formazione di un giovane, mentre l'80% sono i social, eccetera. Io penso che chi scrivesse queste cose non abbia avuto mai una famiglia, non abbia avuto un padre, una madre, un'educazione, eccetera, e probabilmente non ha figli, perché secondo me la famiglia conta tantissimo e conta tantissimo la scuola, no? La scuola conta tantissimo. Noi purtroppo dobbiamo ripartire dalla scuola se vogliamo creare una classe dirigente interessante, formata e che sia adatta a quello che sta succedendo fuori. Se non ripartiamo da lì è una pia speranza, ci facciamo delle utopie, diciamo sì, avremo bisogno di maggiore flessibilità, di maggior cose, eccetera. Di fatto non stiamo facendo nulla. O ripartiamo dalla scuola o stiamo sventolando, come si dice in sardo, vento. Bene, non posso che ringraziarvi moltissimo per la vostra partecipazione. Credo che abbiamo parlato di cose estremamente interessanti, sono venuti fuori degli spunti che credo possano essere molto utili anche ai nostri operatori che ci stanno seguendo online.
Vi ringrazio tantissimo, Ciriaco Fedu, Bachisio Bandino. Ciriaco, c'è in libreria il tuo libro, NN, che io ho letto ed è bellissimo, lo consiglio assolutamente. Professore, lei ha in mente qualcosa? Sta lavorando a qualche progetto? Non ho risposto alla domanda volutamente dei giovani, perché ho scritto un libro che è uscito un mese fa. Ecco, ce ne parli, Lettera volentieri. di un giovane sardo, Microfono. 25 anni fa ho scritto Lettera ad un giovane sardo, che erano i miei alunni delle scuole medie dell'obbligo. Dopo 20 anni ho scritto Lettera ad un giovane sardo delle scuole medie superiori. Ho intervistato 6.000 studenti, 6.000, del rapporto col telefonino e quale processo di mutazione antropologica, addirittura neuronale, sta avvenendo nei giovani sardi. Sono le loro risposte che cantano, non è solo il mio commento. Adesso è uscito Lettera ad un giovane universitario, che è devastante questo discorso. E stiamo dando gratis, è uscito i tipi della quaderni della Fondazione Sardinia, di cui io sono presidente, lo stiamo dando gratis agli universitari per creare un dibattito. E lì pongo questo problema. Chi è il giovane universitario oggi? Dice la Sardegna. La Sardegna non c'è nella loro mente. Cioè la Sardegna come immagine non c'è. Se potessero, uno mi ha detto, se potessimo tutti noi universitari andremo fuori. Questa orfanità è terribile. Perché non è solo come un tempo, io voglio uscire, certo, d'altronde l'isola in qualche modo è sempre, rimarca uno stacco da un continente, quindi il sentimento di orfanità c'è comunque, però è diventato strutturale. Tutti vogliono andare via se potessero. Ma la Sardegna, anche in ragazzi educati, in gamba di famiglie ben costruiti e costruite, no, perché qui non c'è nulla. Cosa vuol dire non c'è nulla? Cioè c'è un territorio? È abitabile? C'è un modo di abitarlo e il turismo c'è, tutti vengono qua, come non c'è nulla. Ma è una condizione drammatica, ma appunto perché drammatica c'è tutto da fare, come non c'è niente da fare? C'è tutto da fare. È un discorso drammatico che non viene posto, che non viene dibattuto, è perciò che abbiamo pensato di fare un'edizione di 1000, adesso di 2000 copie e darlo gratis, proprio in una funzione didattica, di capire e di porre il problema a livello politico, perché quando io ho detto ma volete distribuirlo questo libretto, ne fate edizioni e ve le pagate voi, regione, costa 2 lire un librettino, e se dovessimo comprare tutti i libri che escono, vabbè, ma allora sei fuori, allora non c'è polis, non ci siamo, quindi c'è questo dramma giovani oggi terribile. L'assessorato alla pubblica istruzione, 2 assessorati sono fondamentali, quello della salute psicofisica, quella della salute, della cultura, dell'intelligenza e dell'invenzione. Questa è la scommessa. Bene, direi che è un'ottima occasione per riflettere ancora su queste parole. Grazie di nuovo professore, grazie Ciriaco. Grazie. Professore. Gianfranco, a voi la scena. Sì, grazie Gianfranco Lucio, grazie di Antonella. Prego. Ingegneria, Università di Cagliari, componente del comitato scientifico, a te la parola. Sì, grazie Lucio. Certo che intervenire dopo due big e tutti gli stimoli che ci sono stati è veramente intanto un onore ed è difficile. Comunque buonasera. La parte, diciamo, la prossima mezz'ora sarà dedicata ai temi dell'innovazione, come ormai sapete anche dal precedente webinar. Siamo divisi in 2 perché abbiamo online Ninni Grimaldi, che spero dalla regia, eccolo qua. Ciao Ninni, buonasera, grazie. Ciao Gianfranco.
di Grazie. esserti collegato. Ninni, lo presento subito, è il responsabile del settore finanziamenti ed innovazione per le PMI turistiche di Sardegna Ricerche, e quindi è quello, anche sull'ultima sollecitazione che faceva il professor Bandinu, è quello che poi ci darà immediatamente il polso di qual è lo stato dell'innovazione delle PMI in Sardegna e dove si sta andando, soprattutto sul settore della ricerca. E poi a fianco a me ho Antonella Fancello. Antonella Fancello è tante cose, certamente non è una cosa, non è mia parente, abbiamo lo stesso cognome, ma non è mia parente, quindi lo diciamo subito, abbiamo la comunanza del cognome, è una attivista digitale, lavora per il Formez, insegna all'Università di Sassari, ma è soprattutto una grande esperta sui processi digitali. Per cavalleria dovrei iniziare da Antonella, ma siccome Ninni ha un impegno e quindi fra poco, fra 10-15 minuti dovrà salutarci, quindi già d'accordo con Antonella, dedicherei questa prima parte, Ninni, a te, perché poi so che Sì, appunto grazie. ci dovrai Sì, salutare. Allora, purtroppo. certo, eravamo appunto già, mi avevi già avvisato di questo. E quindi inizierei subito a chiederti, tu hai dentro la Sardegna Ricerche hai certamente un osservatorio privilegiato nel vedere cosa passa in termini di proposte di finanziamento e progetti finanziati sul tema della ricerca e innovazione in Sardegna, delle piccole e medie imprese, ma ormai sappiamo che il tessuto industriale della Sardegna e innovativo della Sardegna passa per le PMI. Allora la domanda è: qual è lo stato di salute oggi di questo settore, cioè come sta l'innovazione in Sardegna, verso dove si sta andando e quali sono oggi gli elementi di maggior traino? Sì, innanzitutto buonasera a tutti. Dicevi prima che, permettimi di fare questa premessa, è Certo, difficile certo. fare un intervento di questo tipo dopo che ha parlato professor Bandinu e dottor Offeddu, ma semplicemente perché in un'ottica anche di, a parte il livello che trovo non solo alto ma condivisibile nei temi toccati, ma ti richiama ovviamente a una visione d'insieme che è un po' l'oggetto anche del vostro incontro, una visione d'insieme per i prossimi 12 anni, quindi sostanzialmente fino al 2034. Quindi è stato veramente da parte mia in questa fase di ascolto un arricchimento, oltre che una conferma che lo stato oggi dell'arte in Sardegna, delle imprese turistiche, è sicuramente in forte ascesa, ma c'è ancora veramente tanto da fare. Ho preso qualche appunto proprio perché volevo un attimino essere più coerente con quanto detto da chi mi ha anticipato. Il professor Bandino, ad esempio, parlava di prodotto culturale, ma inteso non come un prodotto culturale di nozionistico, diciamo, ma di un prodotto culturale legato proprio all'esperienza, legato all'immersione nel territorio. E questo è uno di quei temi sul quale noi stiamo, come Sardegna Ricerche, stiamo guardando con attenzione. Non fosse altro che, tra l'altro, questi aspetti sono coerenti con una strategia non solo evidentemente regionale che recepisce gli ordinamenti comunitari, ma dalla stessa Europa che indica come dire, il turismo sostenibile, appunto, e il famoso concetto di slow tourism, un concetto introdotto recentissimamente, che va proprio a comprendere anche il concetto di esperienza, il concetto di immersione. Un altro aspetto che notavo durante chi mi ha preceduto e ho preso nota, e questo è quindi come dire, un'ulteriore evoluzione evidentemente dei tempi che velocemente in un mercato, in uno scenario competitivo così competitivo come quello turistico, che è diventato realmente estremamente competitivo, nel 2016, io ricordo questo perché
sono andato a Milano con dei colleghi a assistere all'Osservatorio dell'innovazione digitale del turismo al Politecnico di Milano. Il tema era: il turismo digitale corre, l'offerta rincorre. Stiamo parlando non di 20 anni fa, stiamo parlando di 7 anni fa. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che evidentemente già oggi in questo incontro mi rendo conto della consapevolezza che abbiamo acquisito nel non fermarci, diciamo, all'aspetto solo di trasferimento tecnologico legato a tutto quello che è l'Innovation and Communication Technologies, ma anche a costruire dei prodotti turistici. Qualcuno si offende quando si parla di prodotti. Io sono un economista, premetto, quindi per me è abbastanza normale parlare di prodotto. In certi tavoli, professor Bandinu e qualcun altro, non ricordo chi, diciamo, forse il dottor Offeddu l'ha detto in modo molto diplomatico, bisogna stare attenti a usare in certi tavoli dove si parla soprattutto, ad esempio, di turismo culturale, archeologico, eccetera, bisogna stare molto attenti a usare il termine prodotto, perché è un termine non molto, diciamo, accettato, così come invece viene accettato da un economista perché conosce il prodotto anche come inteso come servizio, da parte di studiosi eccellenti, naturalmente, archeologi, eccetera, che studiano la materia in questione, come quella dei siti delle Domus de Janas, dei nuraghe, eccetera. Quindi per me però viene naturale parlare, come avete fatto oggi, di prodotto turistico. Ecco, se posso, Cosa è Mimmi, stato fatto? ecco, Prego. infatti volevo esattamente questo, quindi tu Cosa è dicevi, stato fatto negli ve- ultimi anni come Sardegna Ricerche? Bene, tenete presente che noi ci muoviamo naturalmente, perché sennò diventeremo semplicemente un'agenzia che va a sovrapporsi agli interventi associati al turismo, e così non è evidentemente. Noi ci muoviamo nell'ambito dell'innovazione tecnologica, dell'innovazione evidentemente non solo legata al software, ma anche legata a un modo diverso di proporsi sul mercato rispetto a all'operatore economico. Quindi negli ultimi anni abbiamo lavorato con intensità, esattamente negli ultimi 5 anni, e quindi nell'ultima programmazione abbiamo lavorato con intensità nel cercare di disintermediare l'offerta turistica dai grandi veicoli commerciali, ovviamente dalle OTA, che naturalmente rappresentano una grande opportunità, un grande, come dire, certezza di apertura al mercato, di ingresso di sul apertura al mercato. mercato e di intercettare la domanda, Esatto. ma anche però a costi particolarmente elevati per l'operatore. L'abbiamo fatto evidentemente favorendo l'implementazione di una strumentazione che potesse favorire la gestione l'implementazione di un channel manager, di una gestione di un sito, perché vedete, a volte quando si mettono a terra i progetti bisogna essere anche realisti nel capire da dove bisogna partire e non magari guardare troppo in alto rispetto agli obiettivi e risultati attesi. Le piccole e medie imprese spesso erano sprovvisti di un sito, e quindi evidentemente, o di un sito statico, quindi evidentemente neanche di un sito capace di poter accettare una prenotazione online. Il risultato è stato, direi, eccellente, perché con poco più di 1 milione di euro destinata a questo tipo di attività, con un taglio medio per progetto di 15-18 mila euro per operatore, siamo riusciti nell'anno successivo, l'operatore ha raddoppiato quello che era la vendita col canale diretto. Quindi non bisogna guardare a volte soltanto alla dimensione del budget a disposizione, ma soprattutto quanto l'operatore, grazie a quell'investimento evidentemente ben come dire, costruito, è riuscito invece in termini economici ad avere un ritorno in termini di utili e quindi anche di fatturato. Ecco, ti chiedo una cosa per essere proprio concreti. Hai fatto l'esempio proprio della
possibilità di ampliare la platea superando i vincoli delle OTA di grandi dimensioni. Diciamo, io sono un piccolo operatore che adesso sta seguendo il nostro webinar e sente il dottor Grimaldi, che è appunto responsabile del settore dei finanziamenti in Sardegna, ricerche sull'innovazione. Come può fare un piccolo operatore, una piccola PMI di Budusò piuttosto che non di Dorgali, accedere, entrare in, diciamo, in azione e poter entrare all'interno di questo mondo? Cioè, qual è la procedura per poter entrare in contatto con voi? Beh, la procedura è quella che tutti, immagino, la platea presente conosce, una procedura con bandi evidentemente a sportello che prevedono. L'ultima edizione di questo bando si è chiusa il 31 dicembre 2022, non fosse altro perché dovevamo andare poi a rendicontare tutto entro il dicembre 2023. Quindi abbiamo, diciamo, dovuto necessariamente la finestra tenerla stretta, diciamo, perché pochi mesi, perché avevamo poi necessità di andare a portare a rendicontazione la conclusione dei progetti da concludere appunto entro diciamo il 2023, quindi poterli rendicontare entro dicembre 2023. Quindi bando aperto, quindi ammettiamo adesso, noi ammettiamo per ipotesi che noi avessimo adesso un bando aperto di questo tipo, l'impresa semplicemente si registra attraverso evidentemente il nostro portale di Sardegna Ricerche, compila la domanda. Ma deve avere solo, per dire, ha solo un'idea, che ne so, io ho l'idea di sviluppare, non so, In un questo modello. caso Gianfranco no, perché in questo esatto. caso era vincolato, diciamo, l'intervento cofinanziato fino al 70%, era semplicemente quello di andare quindi a restringere il campo di intervento a quello di un gestionale per disintermediare, diciamo, la struttura dai grandi veicoli, dalle OTA, quindi da Booking, da Expedia, eccetera. Quindi, diciamo, il vincolo esisteva, per cui tu come impresa dovevi avere già l'idea ben chiara, evidentemente attraverso un consulente informatico in questo caso, che è in grado di implementare e realizzare modellando sulla realtà aziendale del proponente il tipo di piattaforma e quindi costruire anche in termini di estetica grafica il sito, che deve sposare ciò che oggi abbiamo detto, evidentemente anche un messaggio dal punto di vista emozionale, dal punto di vista anche visivo della struttura, e vi posso garantire che in questi 5 anni abbiamo finanziato oltre 130 piccole e medie imprese, sostanzialmente tutte con difficoltà, diciamo, dal punto di vista anche del posizionamento del proprio sito sul mercato, con appunto questi moduli applicativi di prenotazione online che consente anche una analisi del dato, un altro elemento sul quale andremo a lavorare, perché tutti gli operatori turistici ci hanno fatto notare che l'analisi del dato per loro diventa fondamentale in un'ottica di pricing, di politica del prezzo, in un'ottica anche di scontistica, anche rispetto alle stagioni in cui viene proposta l'offerta. Quindi analisi del dato sicuramente è un elemento di grande importanza per chi gestisce una struttura ricettiva. Assolutamente, senza svelare niente che non puoi svelare in questo momento. A breve cosa possiamo dire alle PMI che ci ascoltano? Guarda, a breve noi possiamo dire questo. Chiaramente con la prossima programmazione, questa è una fase diciamo fondamentale, ma anche fondamentale perché è un percorso partecipativo quello che voi oggi proponete, proprio per sentire un pochettino anche le varie idee, le varie anche visioni su dove si dovrebbe andare. Quindi un'analisi delle buone pratiche di cui ha parlato Joseph, uno degli oratori prima di me, è sicuramente un elemento importante, guardare anche ad altri modelli e capire non c'è nulla di male in questo, anzi se è una best practice tanto meglio. Io per esempio conosco abbastanza bene l'esempio di Malta e devo dire fortunatamente noi abbiamo salvaguardato la risorsa che è l'ambiente. Il nostro, come diceva il professor
Bandinu, nel turismo in questo momento la nostra vera risorsa è l'ambiente, e questo ambiente lo possiamo veramente, come dire, considerare una risorsa per costruire una serie di concetti chiave che possono essere dall'ascolto del silenzio all'astroturismo, che nelle zone interne della Sardegna è un qualcosa che potrebbe avere veramente nei prossimi anni una grande spinta. Naturalmente tutto questo, Gianfranco, è possibile se contestualmente ci prepariamo come sistema, cioè dobbiamo anche capire, come diceva il segretario generale Dittel, che richiamare milioni di persone con un impatto sul territorio di un certo tipo, è chiaro che devi anche avere la capacità, evidentemente in infrastrutture, per poter, gestire impatti di questo tipo. Quindi mi pare di capire, Ninni, che purché siamo in un momento molto delicato di riprogrammazione del nuovo sessennio e quindi del nuovo periodo di programmazione, una delle parole chiave anche nel settore dell'innovazione è il tema della sostenibilità, e quindi certamente... Sarà sicuramente quello uno dei temi sarà il benessere. Okay. Si sta ragionando molto sul tema benessere legato all'offerta turistica, inteso non solo come benessere fisico, ma inteso anche come esperienza del benessere. Quindi su questo noi ci stiamo ragionando da un po' di tempo. Ci sono poi un'evoluzione. Ve la posso questa chiaramente, perché immagino che qualcuno lì in platea le conosca già queste soluzioni applicate all'estero, come quella della prenotazione su chat box, ad esempio WhatsApp, che questo ovviamente semplificherebbe moltissimo un certo tipo di strategia. E poi si sta parlando sempre di più dell'intelligenza artificiale, della realtà virtuale, nella visione della proposta turistica per il viaggiatore. Certo. E questo sarà uno degli ambiti verso il quale guarderete nei prossimi bandi? Per forza, perché come si diceva prima, se vogliamo, come dire, aprirci, che è un concetto assolutamente, come dire, corretto anche dal punto di vista culturale, evidentemente. E qui anzi mi ricollego a chi prima diceva che appunto la formazione è fondamentale, al punto che a un tavolo in questo periodo si sta scrivendo il nuovo piano strategico turistico regionale. Certo, ne parlavamo stamattina, infatti. Ecco. C'è da dire che per esempio nell'ambito del turismo archeologico, giusto per dirne una, non trovano operatori, cioè non trovano guide turistiche innanzitutto minimo bilingue, e poi che conoscano come dire, il territorio e il sito in modo più non soltanto dal punto di vista storico, ma anche, come ben ha fatto chi mi ha preceduto, come storyteller. Certo. La stessa pubblica amministrazione ha difficoltà, non soltanto noi, a livello anche nazionale, ha difficoltà a reperire sul mercato professionisti storyteller che sappiano fare comunicazione di marketing strategica per il turismo attraverso, concetti di storytelling. Quindi questo è un altro aspetto sul quale però noi lì dobbiamo camminare con una maglietta diversa, perché noi, come tu ben sai, non possiamo sostenere la parte formazione. Esatto, che è in capo invece ad un altro soggetto. Bene, Esatto. Ninni, grazie, so che devi scappare adesso, quindi grazie a voi, grazie l'invito per è quello... e complimenti a tutti. Grazie a te. L'invito è quello quindi alle PMI, a chi ci segue, se appunto interessato a questo, di seguire appunto il sito di Sardegna Di mettersi in Ricerche contatto per anche con me, non è un le problema. nuove opportunità sulla innovazione. Antonella. Allora, Ninni ci ha dato una serie di spunti
interessanti. Ne parlavamo prima di entrare in onda qua, e cioè ci ha parlato di intelligenza artificiale, ci ha parlato di nuove opportunità legate anche alla sostenibilità. Tu vieni, tra l'altro, proprio ieri o stamattina, vieni da un altro appuntamento dove avete trattato una serie di temi. Allora la domanda è: dove sta andando adesso, in termini generali, l'innovazione? Visto che tu sei uno dei soggetti che qui in Sardegna maggiormente si occupa di relazione tra imprese, pubblica amministrazione e innovazione. Cioè, quali sono i driver che in questo momento guidano i processi di innovazione? Sì, intanto buonasera a tutti, grazie al mio non parente Gianfranco Fancello per avermi invitata. Stamattina vengo da un evento che ho seguito da remoto, nell'ambito del quale sono state illustrate le nuove strategie del nostro paese di investimento in ambito intelligenza artificiale. E il motivo è che quando a Hiroshima si sono riuniti i 7 paesi del G7, si sono dati una tempistica per individuare nel minor tempo possibile tutta una serie di investimenti che avrebbero fatto accelerare i loro rispettivi paesi nella divulgazione della conoscenza, della consapevolezza dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Motivo perché oggi si parla così tanto di intelligenza artificiale, il tema centrale del G7, mi piace citare anche il Papa che l'ha scelto come tema della giornata mondiale della pace il 1° gennaio del 2024. Il motivo è semplice. Allora, intanto diciamo subito che è sempre esistita, o meglio, esiste dagli anni 50, da quando per la prima volta un signore quasi casualmente definì intelligenza artificiale qualcosa che sembrava ragionasse come la mente umana. Di fatto, però, a quei tempi non esisteva ciò di cui si nutre l'intelligenza artificiale, che sono i dati. E non esiste un periodo storico, non è esistito un periodo storico fino ad oggi in cui c'è una produzione così massiccia di nutrimento per l'intelligenza artificiale, cioè i dati. Né è mai esistito finora un sistema di calcolo così avanzato che consente agli algoritmi di macinare un numero così elevato di intelligenza artificiale. Perché ne parliamo in un pomeriggio, in una serata, in un ambito turistico? Perché impatta su tutto. Allora cito la definizione che mi piace citare Paolo Benanti, che peraltro è il consigliere del Papa, che ha detto: non è l'invenzione di qualcosa, è uno di quei rari momenti dell'umanità in cui viene inventato qualcosa che cambia il modo di fare di tutte le cose. E lui ha utilizzato questa espressione per dire impatta su tutto, in ambito pubblico, in ambito privato, turistico, nella formazione. In ambito turistico penso a tutte le app che abbiamo nel nostro smartphone che ci consentono di prenotare il volo da casa piuttosto che l'hotel, e mi viene in mente che già da più di 10 anni utilizziamo l'intelligenza artificiale. Vado più vicino a noi, quest'estate esatto, è successo il tema degli algoritmi, quel gazzabuglio sull'algoritmo che decideva il prezzo del mio volo. In realtà Ryanair, che ha detto non è vero, no, questa cosa noi non la facciamo, Ryanair questa cosa l'ha sempre fatta, è una delle prime aziende insieme ad Amazon che ha fatto il cosiddetto, si chiama dynamic pricing, cioè il prezzo dinamico che cambia a seconda dell'utente che si collega, del dispositivo che utilizza, del territorio dal quale si collega. Esiste da moltissimo tempo. Prima fu Amazon e qualcuno se ne accorse perché acquistando un DVD scoprì che cambiava il prezzo a seconda del fatto che lo metteva nel carrello degli attrezzi o no, o lo toglieva fuori, e ha scoperto che togliendolo fuori quel DVD costava X, rimettendolo dentro costava Y. Però Sì. devo dire questo, il pericolo quando ci si trova di fronte a queste cose è sempre quello di confondere il fine con lo strumento. Allora, cosa accade? Noi siamo circondati, tu giustamente dicevi, siamo in un'epoca di big data, siamo sommersi dai dati. Il problema qual è? E siamo sommersi da strumenti di intelligenza artificiale che ci permettono di poter gestire i dati e poterli analizzare i dati. Ma il rischio qual è? È che
si utilizza l'intelligenza artificiale, passami il termine, in modo stupido, e cioè è in modo non corretto. Quindi noi più l'intelligenza aumenta, più la stupidità dell'uomo nell'usare o nel non usare nella maniera corretta quel tipo di dato, quel tipo di strumento. Allora, quali possono essere gli anticorpi intelligenti qui affinché quello strumento sia realmente capace di generare sviluppo, innovazione, ricadute sui territori e nel caso del turismo in Sardegna aumentare la platea, come ci diceva Joseph, cercare di competere con chi già fa queste cose, aumentando quindi la competitività dei territori, perché se no rimaniamo, siamo sommersi dai dati e poi cosa facciamo? Ci facciamo la tortina delle percentuali degli arrivi e delle partenze e non andiamo oltre quella, ma con una migliaia di dati e con l'intelligenza artificiale forse potremmo fare Intanto molto di più. l'anticorpo migliore siamo noi, nel nostro essere umani e aggiungo nel nostro essere consapevoli di essere umani e di non essere stupidi come quella che viene chiamata intelligenza artificiale. Bisogna un po' sfatare una serie di miti che circolano, che come si dice spesso derivano anche dai film che ci hanno fatto vedere quando eravamo giovani, Spazio 1999, piuttosto che altri film importanti come 2001 Odissea dello spazio, che peraltro rimane una pietra miliare per tante ragioni. Anche per il regista, Kubrick ha fatto non una era cosa esattamente... meravigliosa, sì. Allora, primissimo mito, a dare il pasto all'intelligenza artificiale, e per pasto mi riferisco ai dati, siamo noi, e siamo noi a scegliere quali dati dargli. Tutte le volte che sentirete parlare di bias, cioè di discriminazione generate da un algoritmo di intelligenza artificiale, e noi abbiamo una serie di esempi, si parte sempre dalla buona scuola, la legge sulla buona scuola, 2015. Gli insegnanti con la valigia, l'insegnante del nord che viene sbattuto al sud e viceversa, l'algoritmo è impazzito, tutti i titoloni dei giornali. No, l'algoritmo è stato istruito male. Dobbiamo avere quel livello di consapevolezza che ci fa capire che non è la macchina che sta sbagliando, sei tu che gli hai dato i dati sbagliati, non glieli hai dati completi e hai istruito quell'algoritmo perché purtroppo generasse qualcosa di discriminatorio. C'era un mio vecchio professore di informatica degli anni '80, ovviamente, di quando studiavo io, che diceva, guardando le macchine, diceva, è un pezzo di ferro Sì, questo. guarda, l'ha detto se quel Michelangelo pezzo di Pira, ferro- se ci fosse Bandino mi darebbe ragione, nel villaggio elettronico lui ha detto non è colpa della macchina, la macchina è stupida, non è cosciente, non sa cos'è il libero arbitrio, non agisce né eticamente né non eticamente perché non sa cos'è l'etica, cioè banalmente traduce in tutte le lingue ma non conosce il significato delle parole. E allora, quindi, intanto riportiamo al centro e quindi ridiamo un valore nei processi di scelta a questo punto, in questo caso per esempio del dato, Del capire dato, la qualità del qualità. dato, il fatto che in ogni organizzazione pubblica o privata ci sia qualcuno che ha un minimo di consapevolezza del valore del dato. Aggiungo, non smettiamo di farci domande, ci verrà propinato qualunque. Io in questi giorni, facendo un po' un'indagine random su quello che accadeva di innovativo in ambito turistico, ho già visto catene di alberghi che vogliono mettere Alexa nelle stanze. Ma no, ma perché devo mettere Alexa in tutte le stanze? Sappiamo cosa fa Alexa, registra tutto, il nuovissimo Alexa leggerà il linguaggio del corpo, non gli dovrò neanche dire ehi Alexa, perché lei sta già interpretando dal mio sguardo, dalla mia postura, che gli devo chiedere qualcosa. Il nuovo Alexa avrà GPT incorporato, stiamo mettendoci dei nemici in casa. E qui c'è la news della Sardegna, che è la regione italiana dove c'è più Alexa nelle case. Questo un po' mi inquieta. C'è più Alexa, questo è un dato Sì, che non questa è conoscevo, una c'è cosa più Alexa nelle case e la domanda è cosa Perché? ci fanno con tutti questi Bravo. Alexa nelle case? Per dire accendimi la luce, Alexa accendi la luce. Sì, così, bravo, sì. esattamente questo. O abbassa la serranda. Perché un conto è delegargli il fatto che mi debba selezionare la canzone che mi piace o il film che vedo stasera, ma non glielo delego, nel senso continuo a farlo nella vecchia maniera. Un conto è mettermi il nuovo Alexa, ma non c'è solo Alexa, io parlo sempre dell'aspirapolvere Roomba che fa la mappatura di tutta la casa ed è del signore
signore di Amazon e che quindi raccoglie le immagini delle mappature di tutte le case, e non è un caso che sia finita in rete l'immagine di un signore in bagno scattata da Roomba. Su tutto questo manca consapevolezza. C'è l'allarme della Commissione europea, ha inserito la consapevolezza sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, sentite, nelle competenze digitali di base del cittadino, cioè insieme ad apri cartella, chiudi cartella, il cittadino europeo deve essere consapevole di quello che succede quando mette Roomba o Alexa in casa. E qui apriamo, apriamo il tema e tu vieni poi della tra l'altro della formazione e lavori è il all'interno di vero un dramma. centro di formazione. Il tema della formazione, rimanendo in ambito turistico, ecco, il fatto che gli alberghi si riempiano di Alexa senza sapere cosa Alexa può dare può essere controproducente, un danno, Assolutamente ma sì. può essere anche un elemento dove io non riesco a capire dove sta andando l'innovazione. Allora, la domanda ti faccio, diciamo, in quest'ultimo segmento è proprio questa. Quali sono, a parer tuo, proprio nel settore turistico, noi abbiamo tante opzioni, dai processi di digitalizzazione ai processi per esempio di realtà virtuale, del metaverso. Nel call to action dell'anno scorso si parlava proprio degli hotel che aprono i propri siti, i propri Seul è hotel la prima città aperta all'interno del metaverso. turisticamente Allora, nel metaverso. quali secondo te, dal tuo osservatorio privilegiato, nel settore turistico possono essere diciamo, i driver o gli elementi sui quali maggiormente puntare sui temi dell'innovazione? Allora, intanto secondo me non dobbiamo riscoprire la ruota, io lo dico sempre, dobbiamo cercare di valorizzare il più possibile quello che già abbiamo, che non vuol dire necessariamente riempirci di intelligenza artificiale negli hotel piuttosto che nelle nostre piccole strutture. Tenere gli occhi aperti e le orecchie aperte rispetto a tutto quello che sta accadendo. Il famoso turismo virtuale è quello che per esempio ci fa scoprire in anteprima una località, che non vuol dire che io non vado in quella località, vuol dire che comincio a farmi un'idea di quello che andrò a visitare con dei visori, con un caschetto. Magari può essere, come dire, una chiave in più per proporsi all'estero, nelle fiere. Non vedo, a me per esempio non piace trovare la possibilità di utilizzare i visori quando vado in un sito archeologico. Sì, ti fa vedere come sarebbe stato quel villaggio nuragico se l'avessimo scoperto appena è stato costruito, però lì io punterei più a continuarlo a farlo vedere com'è realmente oggi. E poi magari lavorare un po' più di immaginazione. Per esempio, esatto. ieri parlavo con una giornalista proprio su questo e sul tema del virtuale, su come il virtuale poteva aiutare gli operatori turistici, pensiamo ad un hotel, nel riuscire per esempio a stipulare, a realizzare una interattività maggiore col cliente. Per esempio all'atto della prenotazione si ragionava su questo, la possibilità che l'utente quando prenota, quindi lui è ancora a casa, sta prenotando e per esempio nel momento in cui prenota, noi cosa facciamo? Prenotiamo in un qualsiasi OTA più o meno grande, più o meno piccolo, guardiamo la foto della stanza, se ci piace la prendiamo. Se invece io avessi per esempio la possibilità di entrare dentro, ma non solo entrare dentro, iniziare un percorso per esempio di personalizzazione. Non ti dico che mi scelgo le lenzuola, mi scelgo quello, cioè inizio ad avere, quindi metto l'utente al centro, do un peso, un valore all'utente che usa ecco, quello strumento per un processo di interazione con l'albergatore, ecco quello è un modo intelligente e anche commerciale di utilizzare l'intelligenza. Posso dire un'altra cosa, un esempio che mi piace molto. Noi in Sardegna abbiamo un problema nel controllo dei flussi turistici, si dice spesso. Venezia ha realizzato una control room, si chiama così, attraverso un partenariato dell'innovazione e riesce a controllare benissimo tutto il traffico da terra, da cielo e da acqua, anonimizzando i dati. Attenzione, questa è una cosa molto importante perché l'altro monito che voglio dare è quello relativo alla privacy. Tutto ciò che verrà macinato dall'intelligenza artificiale in un modo o nell'altro mette a rischio la privacy dei cittadini, che siano turisti, che siano le donne che si occupano delle pulizie. Ok,
bisognerà necessariamente prevedere, e su questo si stanno facendo molti investimenti, dei mezzi di tutela, di anonimizzazione, per avere l'informazione che i dati mi restituiscono, però senza sapere che quello è Mario Rossi e quello è Giovanna Bianchi e che come dire, ha determinate caratteristiche piuttosto che altre. Vado all'evento di stamattina dove il sottosegretario all'innovazione ci ha detto che si stanno facendo e si continueranno a fare una marea di investimenti proprio finalizzati alla formazione sull'intelligenza artificiale. Aggiungo che noi ambito privato e pubblico, i cittadini. Il nostro modello è la Finlandia, che fa corsi di intelligenza artificiale dai 0 agli 80 anni, che non vuol dire che sono tutti ingegneri e che sanno come funziona un algoritmo, ma sanno istruire l'algoritmo per la raccolta differenziata e sanno cosa vuol dire se funziona in un modo piuttosto che nell'altro. Abbiamo un minuto. Ultimo esempio, Esatto. sul dynamic pricing, il prezzo dinamico, non sempre negativo. Nantes, Francia, lo dicevo a lui prima di cominciare, sull'autobus io salgo e viene definito live il prezzo per me, che è diverso dal suo, perché c'è un sistema che genera il prezzo in base alla mia denuncia dei redditi, al fatto che io me lo possa permettere o meno, se sono turista pago un prezzo piuttosto che un altro. Quello è un dynamic pricing sfruttato agevolmente e positivamente per generare valore. Esatto. E aggiungo anche, magari anche in funzione delle condizioni di traffico al contorno, che possono far spostare i flussi dall'auto. Particolare, non da poco, però i francesi sono, ahimè, molto più consapevoli di noi su queste tematiche, perché hanno una legge che dal 2016 dice che nessun cittadino francese può essere sottoposto unicamente a una decisione algoritmica. Noi non sappiamo manco cos'è la decisione algoritmica. E quindi non solo nella legge, quindi bene, Antonella, grazie, abbiamo esaurito il nostro tempo a disposizione, spero che le tue sollecitazioni, devo dire, di prospettiva, con però segnalando alcuni elementi di attenzione che mi sembrano corretti. Ce ne vorrà moltissima attenzione. Certamente. Grazie mille a tutti, Lucio, prego. Grazie Gianfranco, grazie Antonella. Chiamo qui sul palco Pierluigi Rubattu, caporedattore della Nuova Sardegna, La Nuova Sardegna, come piace dire a loro, la dottoressa Daniela Falconi, Fattoria Genergentu. Il panel di Pierluigi nasce da un lavoro certosino che fanno insieme all'Università di Sassari, un report che si chiamava prima Top 500, adesso avete allargato lo scenario, si chiama Top 1000, quindi le 1000 aziende sarde per fatturato, le prime 1000 aziende sarde. Abbiamo estratto naturalmente dei campioni, oggi abbiamo l'onore di avere qua la dottoressa responsabile appunto di un'azienda importante che è Fattoria Genergentu. Prego. Bene, grazie Lucio. Ho scoperto adesso che Sardinia Tourism Call to Action e Top 1000 sono quasi coetanee, perché noi l'anno prossimo facciamo la 7ª edizione e quindi insomma, siamo lì. La nostra gratitissima ospite, Daniela Falconi, amministratrice delle Fattorie Genergentu, una delle grandi aziende dell'agroalimentare in Sardegna e una delle primissime nel settore delle carni. Perché abbiamo scelto di invitarla? Ci sono diverse ragioni, ne conterei 4. Nel precedente panel avevamo parlato della grande distribuzione, di come la grande distribuzione si lega all'industria turistica. Naturalmente era emerso anche il discorso dell'agroalimentare e di quanto l'afflusso di turisti sia un aumento di volume nelle vendite, corrisponda a un aumento di volume nelle vendite e anche a una promozione dei prodotti agroalimentari sardi. Questa è la prima ragione. La seconda è che Daniela Falconi, nell'ambito delle aziende Top 1000, è una delle poche amministratrici donna e mi sembra una cosa non da poco. La terza è che in famiglia ha un'esperienza nel settore del turismo e dell'alberghiero. E la quarta è che è sindaca di un paese delle zone interne, il che ci porterà anche a parlare del turismo nelle zone interne, e qui penso che qualche aggancio a quello che hanno detto Feddu e Bandinu lo troveremo di sicuro. Quindi direi a Daniela Falconi di presentare velocemente la sua azienda.
Sì, grazie per Luigi e grazie a tutti e grazie per l'invito. È un vero piacere essere qua. Anche per questa lunghissima presentazione, che in realtà sono piccole cose e tante rogne per chi fa l'impresa e l'amministratrice locale contemporaneamente. In realtà la storia della mia azienda è una storia come tante di quelle piccole aziende che nascono come piccole in Sardegna. Però la cosa bella, siccome hai sottolineato che sono un'amministratrice donna, è che la mia è un'azienda legata al mondo femminile, a dispetto di ciò che si pensa. La nostra azienda nasce principalmente dalle mie due nonne, quella materna e quella paterna, soprattutto da quella materna che tantissimi anni fa è rimasta vedova giovanissima e ha comunque, nonostante la morte del marito, portato avanti la costruzione di uno dei primi alberghi a Santa Maria Navarrese, vicino a Baunei, comunque nell'Ogliastra, ed è stato uno dei primi alberghi gestiti comunque da una donna assieme alle sue due figlie femmine, una delle quali poi è diventata mia mamma, e da lì poi mia madre e mio padre si sono conosciuti, hanno deciso di tornare al paese di mio padre, che è Fonni, dove mio padre, operaio di Ottana, ne parlavano prima nel panel Offeddu e dottor Bandinu, ha rinunciato a lavorare in fabbrica per costruire un albergo in montagna, quindi sul lago di Gusana, e fare questa cosa negli anni '80 che era stranissima, cioè abbandonare le coste per tornare a costruire una struttura ricettiva in albergo. In centro Sardegna. La faccio brevissima, uno dei business principali dell'albergo era quello delle cerimonie nuziali e ci si produceva tutto in casa, dai salumi alla pasta, a tutte le cose che servivano per sfamare gli ospiti, diciamo. E dove li preparavano questi salumi? Nella cantina dell'altra nonna in paese. Se non che questa cantina, siccome le cerimonie erano tante, è diventata troppo piccola, i prosciutti si guastavano perché ovviamente per necessità d'aria non ci stavano in questa cantina, quindi mio padre ha sacrificato il terreno dove dovevano costruirsi la casa, i miei genitori, la casa della vita, e ha fatto una piccola cella di stagionatura dei prosciutti. Questo succedeva nei primi anni 90. Ci sono voluti un po' da anni, qualche finanziamento, qualche corsa, molti sacrifici, e quella piccola cella per stagionare i prosciutti, nata per fare i prosciutti per l'albergo, per l'Hotel Taloro sul lago di Gusana, è diventata la prima azienda del gruppo, a cui poi si è unito anche un caseificio che è secondo, viene dopo nella top 100, che produce formaggi, e oggi insomma sono due imprese leader nel centro Sardegna per la produzione di salume e formaggi, lavorano prodotti del territorio, poi magari ne parleremo dopo cosa significa per un salumificio non poter lavorare carni sarde. E niente, oggi diamo lavoro a circa 40 dipendenti, produciamo salumi che esportiamo un po' in tutta la penisola, ma anche in diverse nazioni europee, quindi insomma questa crescita, se mia nonna, anziché piangere per essere diventata vedova, avesse deciso di fare la sarta, perché lei era una sarta, e non avesse costruito quell'albergo a Santa Maria Navarrese, oggi io non sarei stata qui, probabilmente neanche sindaca. Una domanda che non si può non fare. Quanto il problema della peste suina ha influito e influisce ancora sulla vostra attività? È inutile dire che la peste suina è ed è stato un grandissimo problema. Io sono nata nel 77 e la peste suina esiste in Sardegna dal 78, è notizia di poco tempo fa che è stata finalmente sconfitta, ma ci sta arrivando, prima non potevamo uscire, adesso ci sta arrivando da oltremare, quindi bisogna stare molto attenti. Influisce senz'altro perché blocca una possibilità di sviluppo, una di quelle tante possibilità di sviluppo che la Sardegna insegue sempre e non riesce mai a trovare. La nostra azienda produce circa 30.000 prosciutti all'anno, significa, tradotto in maiali, per dirla molto semplicemente, 250 maiali a settimana. Se questi maiali, anziché essere portati da fuori, perché non possono essere esportati maiali sardi, fossero prodotti in Sardegna, basta fare un semplicissimo calcolo per capire che indotto ci sarebbe dietro questa realtà. Il problema della peste suina io lo definisco da sempre non un problema sanitario,
ma un problema culturale, perché da sempre, soprattutto a volte nei nostri paesi, ultimamente non tanto perché forse si sta prendendo consapevolezza, la produzione di suini veniva vista più come una produzione per il sostentamento della famiglia che non come una possibilità di sviluppo, cosa che invece magari è successo con l'ovino. Adesso, senza voler far diventare il nostro territorio, lungi da me, o territorio di produzioni intensive, però probabilmente potrebbe essere un grande aiuto per diversificare le produzioni dei nostri allevatori, dei nostri pastori e anche dare dei prodotti davvero caratteristici ai nostri turisti. Abbiamo detto più turismo, più fatturato, più vendite per i prodotti tipici sardi. È vero anche nel vostro caso? Assolutamente, certo, il turismo è il più grande moltiplicatore di opportunità per le imprese e aggiungo anche per i territori. Qui parte la vena, insomma, un po' più politica della cosa, un po' più da sindaca. Noi come scelta aziendale di marketing abbiamo sempre deciso di non chiamare i nostri prodotti o il nostro marchio, infatti ci chiamiamo appunto, c'è il Gennargentu ben fisso su tutti i nostri prodotti, o il paese Fonni ricorre moltissimo sui nostri prodotti, ma anche i paesi limitrofi dove raccogliamo il latte delle nostre greggi, quindi Mamoiada, Orgosolo. Abbiamo sempre deciso di associare il nome del nostro territorio ai nostri prodotti e alla pubblicità e alla promozione, più che un nome inventato o un nome che riguardasse magari la nostra famiglia. Perché? Perché poi il turista, da una parte, quei nomi li ritrova quando va fuori e magari ha visitato il nostro paese e compra i nostri prodotti, ma dall'altra parte, magari quando trova i nostri prodotti ed è lontano dalla Sardegna, si incuriosisce e vuole venire a visitarli. E non per forza quando viene qui acquista o assaggia i prodotti Fattoria Gennargentu, ma permette anche a tutti quei piccoli produttori che ruotano intorno al mondo del turismo o agli stessi agriturismi che producono prodotti tipici di far conoscere i loro prodotti, che poi, ripeto, è un moltiplicatore per questo, li trovano in Sardegna, li ritrovano fuori. Le nostre vendite maggiori paradossalmente avvengono quando i turisti vanno via dalla Sardegna. Noi facciamo delle promozioni particolari nelle catene della grossa distribuzione sparse in tutta Italia, soprattutto nelle grandi città. E succede questa cosa, che il turista va a ricercare quei sapori, quindi nei salumi, nella salsiccia, nel prosciutto, nei pecorini, che trovava quando era in vacanza in Sardegna. Quindi noi vendiamo tantissimo nei mesi di ottobre, settembre, ottobre, fino poi al periodo natalizio. Ho riletto nei giorni scorsi un'intervista che lei ha rilasciato una decina di anni fa a Giacomo Mameli, in cui parlava dell'importanza della dimensione familiare nella nascita di un'azienda, ma anche dell'importanza di superarla in qualche modo, di guardare oltre, di crescere. Non c'è nel vostro settore uno spezzettamento eccessivo di tantissime aziende piccole, molto piccole, che producono cose deliziose, però poi non riescono a trovare sbocchi di mercato? E come se ne può uscire? Come se ne può uscire, magari a saperlo. Il problema del ricambio generazionale non è un problema che hanno le imprese sarde, ma è proprio un problema che gli economisti studiano. Noi siamo stati, non lo so se bravi o più fortunati, nel senso che ormai siamo quasi alla quarta generazione, nel senso che quest'anno sono entrati a lavorare in azienda i miei figli, dopo che si sono laureati, sono entrati a lavorare da noi e si occupano di produzione e di mercato. Quindi probabilmente abbiamo capito come si supera. Mio padre mi aveva detto semplicemente: queste sono le chiavi, devi anche un po' arrangiarti da sola. Il problema delle aziende piccole, c'è questa convinzione in Sardegna e forse nel nostro territorio ancora di più, ed è una cosa che io vorrei riuscire proprio a scalfire, che più è piccola l'azienda più produce bene, più è piccola più sono di qualità i prodotti. Invece da una parte è vero, però dall'altra non bisogna aver paura di diventare grandi, di sfidare nuovi mercati, di tenere la qualità dei prodotti che si facevano un tempo
con determinate caratteristiche sia di sapore che di profumi che di stagionatura, però produrli in modo industriale. Io sfido chiunque, qualunque politico che c'è oggi in regione a sapere cosa esiste nel mio paese. Qui, per non parlare solo nella mia azienda, nel paese di Fonni ci sono oltre 500 addetti nelle imprese agroalimentari. Significa che c'è un distretto agroalimentare e di riflesso anche un grosso patrimonio turistico, perché è un paese anche molto a vocazione turistica, che è ai più sconosciuto. Eppure queste aziende hanno superato crisi generazionali, sono cresciute e possono insegnare anche alle aziende più piccole che si può fare sì il lavoro artigianale, ma quegli stessi prodotti poi possono essere un veicolo importantissimo, non solo di promozione, ma anche di diffusione di marchi, di diffusione di promozione del territorio e di crescita poi economica, che non è una parolaccia di una regione, in questo caso del nostro territorio. Sindaca di Fonni negli anni tremendi del Covid, ora al secondo mandato. Io avevo in mente una domanda più lunga, ma poi Offeddu e Bandinu mi hanno ispirato. E allora, istituzioni e imprese che messaggio danno? Che segno lasciano per presentare le zone interne? Che cosa proponiamo? Allora, quando io 7 anni fa ho deciso di candidarmi, abbiamo deciso di candidarci per guidare il nostro paese, sono partita da un principio, ma più che altro personale. Siccome io ho la fortuna di vivere, dico sempre, nel paese più bello del mondo, grazie a questo paese io ho conosciuto, non solo la vita della mia famiglia, ma il mio lavoro mi ha fatto crescere, quindi un po' di tutto questo che mi ha dato il mio paese per la mia vita lo dovevo restituire in termini di impegno pubblico, e questo è il motivo per cui poi ho deciso di candidarmi e di amministrare il mio paese per qualche anno. Siamo al 7° anno. Che cosa possono dare le imprese e le istituzioni? Intanto devono collaborare, perché non può esistere un'amministrazione che si occupi di tutto. Ci sono delle cose di cui spesso le amministrazioni comunali si vogliono appropriare, ma che devono essere assolutamente gestite dai privati, perché le amministrazioni comunali non si possono occupare di fare business, mentre d'altra parte ci sono altre cose di cui non si possono occupare i privati, ma si devono assolutamente occupare le amministrazioni pubbliche. Parlo di amministrazioni comunali e anche quelle superiori, che sono la garanzia di un luogo pulito, accogliente e soprattutto un luogo che abbia dei servizi, perché se no chi fa impresa poi non riesce a fare impresa nel migliore dei modi. Se si vive in un territorio dove non c'è una raccolta differenziata che funzioni, dove non ci sono i servizi minimi, un territorio sporco, non ordinato, ovviamente puoi avere l'impresa più bella del mondo, o un territorio dove non c'è la fibra, le connessioni veloci, puoi avere l'impresa più bella del mondo, ma poi non riesci a lavorarci. E forse questo diciamo combinato disposto di cose messe insieme tra pubblico e privato potrebbero far sì che non si verifichi quel fenomeno di cui tanto parliamo e che non sappiamo mai come risolvere, che è lo spopolamento. Fonni è comunque un paese turistico che ha una tradizione importante. Nella vostra esperienza e nei dati che avete raccolto, prevale il turismo di scelta, cioè chi viene appositamente nelle zone interne perché preferisce quelle e magari fa una capatina al mare, o viceversa prevale il turismo toccata e fuga con quello che è in vacanza in costa, che si fa la gita di un giorno per vedere la Sardegna interna? Allora, un po', nel senso che d'estate prendiamo soprattutto nei mesi estivi quei turisti che per un giorno decidono di venire in montagna. Però io quelli al di là li reputo curiosi e spero che a qualcuno venga poi l'idea di venirci in un altro periodo.
Viviamo di molto turismo interno, soprattutto nei mesi invernali, quando nevica. Ovviamente nessuno viene da fuori a vedere la neve di Fonni, ma sono i sardi che si spostano verso il nostro territorio, e viviamo moltissimo di quel turismo che un po', soprattutto in Sardegna, si dovrebbe valorizzare ancora di più di quanto non si stia facendo, quindi motociclisti, ciclisti, camminatori, quel famoso turismo lento esperienziale di cui ha parlato professor Bandino e anche Ciriaco Feddu, quel turismo che consente ai nostri alberghi, solo nel mio paese ci sono circa 400 posti letto tra alberghieri e extra alberghieri, B&B e affittacamere, quel turismo che si ferma in queste strutture. Se un turista decide di passare una vacanza in Sardegna al mare, raramente in una settimana che ha di ferie all'anno decide di venire verso l'interno. Se invece noi andiamo a cercare quei turisti che cercano determinate cose che si possono fare solo da noi, il bagno al lago, la nuotata al lago, l'escursione in bicicletta, la camminata, quel famoso benessere di cui accennava prima, non mi ricordo chi, a tutto tondo, proprio per la ricerca del silenzio che probabilmente non si trova in nessun altro luogo, allora forse riusciamo a diventare veramente destinazione turistica anche noi, facendo però poi quel legame che ancora ci manca, quel pezzettino molto importante tra imprese private e mondo pubblico. Vediamo se l'intelligenza artificiale e il metaverso potranno aiutarvi. Allora, tante grazie a Daniela Falconi, amministratrice delle fattorie Gennargentu di Fonni. Abbiamo concluso questo spezzone, ci vediamo fra circa un mese, mi pare. Grazie. Grazie Pierluigi, grazie dottoressa Falconi. Insomma, aspetto qui sul palco due amici, due elementi cardine del nostro comitato scientifico, due persone molto serie ma anche molto simpatiche, quindi oggi fate un mix di serietà e simpatia. Prego. Vi sto dando un compito importante, certo. Ci stai dando un carico a voi un po' eccessivo adesso, ma diciamo il simpatico è già acceso, credo. Sì. Ok. Buonasera, insomma, a fine giornata ci vediamo finalmente a concludere questa intensissima giornata di sollecitazioni, quelle altissime, non che le altre fossero meno alte, ma quelle veramente altissime di Offeddu e Bandinu, a tutti gli interventi veramente molto molto pieni di cose su cui pensare per tanto tempo, veramente tanto. Oggi noi parliamo di comunicazione, abbiamo finalmente in presenza Robert. Dopo anni la pandemia ha cambiato un po' tanto i rapporti umani, a parte l'amicizia che è rimasta, però insomma non ero più abituato a vederti di persona, quindi sono traumi notevoli, quindi è tornato. Allora, ma non è la pandemia, però io mi sono rotto la gamba. Si è rotto la gamba, non siamo stati noi, abbiamo tentato, no. Allora, io ci ho pensato, Gianluigi, noi non possiamo dire le cose false. Cioè dobbiamo dire la verità. Dobbiamo dire la verità, che qui ci doveva essere un ospite. Ci doveva essere un ospite, sì. E purtroppo ci ha dato buca ieri sera verso le 7:30. Diciamo c'è stato un disguido. Un disguido. Siccome però un famosissimissimo creatore di videogiochi, di gaming più che altro, specializzato in questo, probabilmente sarà mangiato. C'è stato un disguido. Adesso non farmi litigare con Fabio. Allora, però siamo io e lui. Però siamo io e lui. E quindi se da stamattina che diciamo, perché in effetti lo sappiamo non benissimo. Adesso vuole fare un po' il conduttore. Allora, non siamo a Zelig, ricordiamocelo. Però posso dire una cosa che nessuno sa qua. Che io te sei, Gianluigi nasce come insopportabile nella rete e quindi è la rete. Lui ha seguito e su questo farò la domanda seria dopo per sapere cosa è cambiato, dal tuo osservatorio privilegiato cosa osservi.
di a tutti quanti che sono stato io a tirare fuori la rete. È vero, sono stato il primo inviato da casa prima e poi in presenza di BTO. Ho seguito la comunicazione social di BTO per diversi anni, grazie. Insomma. E poi abbiamo fatto delle cose insieme. La prima volta proprio in assoluto è stata qui in Sardegna, si chiamava Vision Sardinia. Era Punta al Dia, che naturalmente era letteralmente il secolo scorso. Sì, ma soprattutto non dato nessun tipo di risultato. Niente. Malgrado il nome. Viviamo di visioni, però come diceva sì, Bandino, è difficile metterle a terra, diceva questo. Per cui tu nasci, che io ti conosco, io so, questo occhio blu, che è molto popolare, scrive cose molto interessanti, però... E per cui inizia, che per me è una grande amicizia, io voglio molto bene a lui, però questa responsabilità di averlo tirato fuori dal metaverso e messo nella però dai, realtà. parliamo dell'argomento che è la comunicazione, anche se ne faccio parte, sono un po' l'espressione anche. Esatto, e io voglio sapere che cosa sta cambiando, perché io vedo, almeno dal mio punto di vista, anche a sostenere questo tipo di iniziativa, Lucio ci ha mandato anche dei dati stamattina di quello che è stato fatto per sostenere la diffusione, la promozione, l'ingaggio verso Sardinia Call to Action. Mentre qualche anno fa bastava fare così e riempivamo le sale, commentavano, ci seguivano, avevamo dei numeri pre e durante il primo anno, soprattutto Covid, dei numeri dello streaming, dell'online pazzeschi. Cosa è cambiato? È cambiato tantissimo, non dico che sia cambiato tutto, ma è cambiato tantissimo. Il Covid ha compresso in 3 anni circa la nostra capacità, la nostra pazienza nell'utilizzare gli strumenti digitali per relazionarci, per comunicare. E dopo questa overdose di iperattività, soprattutto in webinar, ma anche in presenza, lo strumento digitale è diventato meno importante per relazionarsi, è diventato strumento di informazione, è diventato strumento con il quale ci si ispira ancora, però sempre meno interazione. La modalità, ne parlavamo prima con la nuova, è diventato un modello tradizionale, quindi un po' passivo, di fruire dei contenuti come i media tradizionali, tipicamente la TV. E a livello turistico anche questo elemento è diventato un elemento di difficoltà nel supportare le strategie di comunicazione Questo turistica. il problema è Gianfranco, lo sai? Perché Gianfranco oggi, mentre non sapeva che noi ascoltavamo, stava raccontando che a me se arriva un'email, non so Sindaco se ti capita anche a te, spero di no, leggo soltanto, scorro molto velocemente il testo, se c'è un allegato, ma non lo leggo, scorro, legge l'oggetto, e poi fa così. Poi se c'è un allegato, lo apre velocemente. Se dopo 2 giorni la persona che ha mandato un'email, hai letto l'email? Non hai letto l'IBAN nelle email? Non hai letto l'argomento. Ecco, qui c'è un problema. Ora non sto... Se supera le 5 righe diventa un problema. Allora, se supera 5 righe, e mi rimetto sempre al sindaco che mi è piaciuto molto su tutto, questo concetto di saper comunicare, anche che è emerso anche... Guardate che è un problema se la gente non legge più. Io guardo un giornalista, insomma. È un problema... È un problema enorme. È un problema, oltre che non legga più, è che anche comprenda sempre meno, nel senso che ha molta meno attenzione. E al di là della ricerca dell'attenzione, sempre parlando anche sul livello turistico, quindi per campagne di comunicazione o comunque di promozione, è difficile ottenere l'attenzione, ma nel momento in cui si ottiene l'attenzione è difficile far passare i messaggi, farsi ascoltare e far capire. Perché si è parlato anche durante l'intervento molto interessante, Lucio, credo che del professor Bandino, non nel senso che ha spostato un po' il tema di McLuhan, per cui parlava più di contenuto che rispetto al media meno importanti contenuti. Quindi secondo me non è più un problema né di media né di contenuti. Raccogliere l'attenzione delle persone è diventato
molto, molto complicato. Chi è che ci riesce? È diventato il Salvini. L'obiettivo. Se ci Sì, pensi, il discorso è l'unico modo è quello di far passare il messaggio. Cioè dico, oggi c'è questo, tanto te non te ne ricorderai fra una settimana. Però la che cosa ti ho modalità detto, è per molto anni 80, cioè anzi anni 90, è una modalità in cui l'attenzione la attiri con quegli estremi che sono le copertine di Panorama con le donne nude appunto alla polemica questo è un politica. problema. Ora non Quindi, so, Sindaco, se anche il discorso di ho detto comunicazione... nude, mettiamo VM18, Sì. che la regione poi magari può... Se è un problema anche di comunicazione politica, per esempio. Non so se a differenza di 7 anni fa, quando hai fatto la prima campagna elettorale, se insomma diventa più dura, insomma, o no? Vieni, ce lo racconti? Vieni, non scappi, che tanto noi abbiamo 7 minuti e 05, abbiamo finito gli argomenti, per cui... No, non abbiamo finito, veramente non ho detto niente, però Daniela è assolutamente la priorità, assolutamente. Sicuramente dirà roba più interessante di quella che potrei mai dire io. Mi stavo divertendo, ascoltare. È tutto diverso, tutto completamente diverso. Lo dicevo prima. No, ti ho detto che è cambiato tutto e te dicevi non è cambiato niente. Sì, cioè io vedo anche la comunicazione che facevamo sui social, adesso c'è solo la critica quando devono interagire sui social, mentre prima non avevano paura di dare il mi piace, di commentare o comunque di presentarsi alle riunioni. E la fattoria invece che dinamiche vedi? Noi abbiamo un pochino rallentato con la comunicazione social e promuoviamo più che altro il territorio nelle pagine social e nel sito dell'azienda e ci dedichiamo di più a fare promozione dove si vende. Dove c'è alto tasso di conversione, utilizzando. Il discorso che ha appena detto Daniela, e ricollegandomi anche a quello che ha detto Bandinu, è legato proprio al contenuto. Sempre di più stiamo creando dei contenuti iper professionali, c'è un'ansia da contenuto mega pregiato che però non guarda nessuno, senza però quel senso profondo di cosa stai raccontando, quindi non dice niente, dice tanto dal punto di vista pittoresco, come ho utilizzato appunto, molto spettacolare, pittoresco. La Conad ha lanciato, è diventata un'agenzia di viaggi. 3 giorni fa su tutti i giornali c'era che la Conad venderà vacanze, quindi tu vai, compri il prosciutto di Fonni, magari trovi anche il buono per venire in vacanza. Quindi c'è il collegamento, vedi, tra tutti questi elementi che poi portano all'ispirazione. Ho preso un po' di dati legati alle principali tendenze di viaggio degli italiani da uno studio di una catena alberghiera che poi metteremo in condivisione con le masterclass e con chi chiaramente ne avrà il piacere, in cui alberghiera è Hilton, è inutile fare tutto il politicamente corretto, lo puoi dire che è Hilton. Non si devono dire le pubblicità, lo sai, in TV non siamo dei... gli italiani viaggeranno di più nel 2024 guidati alla scoperta di nuovi luoghi e ricerca di eventi unici. Sugli eventi capiamo, ma soprattutto, non sto a raccontarveli tutti, quasi la metà degli italiani decide di prenotare una specifica meta di viaggio in base all'hotel, la sistemazione in cui vorrebbe soggiornare. Questo è un dato particolarmente importante perché significa che la destinazione rimane un po' di contorno, è un po' pericoloso come dato, no? Non è, quanto è importante la destinazione rispetto invece alla sistemazione. Però a livello globale, indipendente dalla generazione, quindi le varie generazioni Z, eccetera, il motivo principale per cui le persone vogliono viaggiare nel 2024 è riposarsi e ricaricarsi. E anche qui, quanto la cultura, il nuovo è veramente Appunto, è lei il posto sì, però lì diciamo dobbiamo viaggiare per vivere l'esperienza, per conoscere le culture, per avere il nuovo, e poi la gente vuole dormire e vuole mangiare e vuole, quindi fare un bagno capiamo un attimo dove sta la verità, fare il bagno al lago, dove sta la verità, mangiare bene, insomma. L'ultimo elemento è però particolarmente interessante, sono 2 elementi. Uno, che l'80% dei viaggiatori vuole concludere, cioè ispirazione e prenotazione completamente online, cioè non vuole
le persone in mezzo, se non intermediate dal sistema digitale. E poi quasi 3 su 4 preferiscono risparmiare sul resto della propria vita per potersi permettere un viaggio, e questo è un elemento che è un po' tipico da post pandemia. Quindi in tutto questo, facendo un sunto della questione, è la comunicazione deve fare attenzione, come diceva sempre Bandino, a quanto cambino in maniera rapida le esigenze, quanto cambino i prodotti e quanto noi siamo bravi a intercettare quelle esigenze per proporre appunto un'esperienza che te puoi anche gratificante. immaginare tutto, ma se la gente non ti legge, questo è il problema. Cioè io ritorno sempre lì. Cioè io posso sollecitare le corde giuste. Tu hai individuato per esempio delle aree di matching interessanti, cioè chi viene l'estate, chi viene durante l'anno, eccetera. Ma ritorniamo, noi abbiamo un tema che è quello della comunicazione, non è che puoi andare da qualche altra parte, fare galoppate sociologiche. Allora, non legge più nessuno. Cioè, questo è un problema culturale, non è solamente di comunicazione, sì. È un problema culturale importantissimo che è dato da un rumore, un'eccessiva presenza di tutti noi su tutti gli strumenti di comunicazione, con l'ansia da prestazione di esserci per certificare la nostra presenza digitale nei vari strumenti, addirittura la multipresenza digitale, perché siamo un'entità multipla nelle varie sfaccettature, e ci ritroviamo però poi di fatto a dire la stessa cosa a tutti che non ci ascoltano, perché sono lì per parlare, non per ascoltarci, e quindi diventa un enorme rumore di fondo in cui nessuno ascolta, nessuno utilizza la rete per quello che dovrebbe essere un aumento del valore dell'esistenza delle persone. Parliamo di cose serie. Fra 3 anni, che cosa ti piacerebbe di tutto quello che stai cercando di mettere a terra ora, magari è stato progettato fin dall'inizio, cosa ti piacerebbe veramente che è accaduto, insomma, nel senso che tu hai problemi di coesione sociale, hai problemi occupazionali, hai problemi di no. drop out scolastico, hai problemi di... Sono i problemi che si hanno insomma, un po' sì. ovunque, sì, ma non particolarmente. Ovviamente soffriamo anche noi lo spopolamento, soffriamo quello che si dice la fuga di cervelli, perché magari i ragazzi vanno via. Però cosa vorrei fra 3 anni? Una battuta per i sardi, che funzionasse la seggiovia, così sui social. Tu non sai, una lunga storia. Che seggiovia? La seggiovia di Fonni. Allora, Fonni è l'unica stazione sciistica della Sardegna. No. Cioè tu arrivi a Fonni, sali sulle montagne e vedi il mare intorno mentre stai sciando. Quindi questa è l'emozione più grande. Se non fosse che hanno realizzato una seggiovia che è difficilissima da far partire, perché ci sono un sacco di vincoli paesaggistici, che non sto qui a raccontare. Prima la seggiovia, poi quindi io se metto a posto non la seggiovia. c'è qualche asilo, qualche scuola, qualche palestra, certo. qualche parcheggio, sì, ma quelle sono cose, la seggiovia. Sono cose materiali. Guarda il pragmatismo, a me, esatto. Una cosa per volta. No, prima ma la quelle seggiovia sono e poi le scuole. Allora, a me davvero Arriva. piacerebbe che i miei cittadini si rendessero conto dell'enorme patrimonio che c'è nel proprio paese e che veramente non andassero via, ma se lo godessero fino in fondo, perché sono davvero fortunati a vivere in un territorio così bello dal punto di vista ambientale e che può dare tante opportunità. Io direi che possiamo chiudere con questa bellissima dichiarazione d'amore di Daniela per il suo territorio, che credo ci potrebbe volevo fare estendere. complimenti anche a Antonella, perché sta brava anche lei. Sì, però non possiamo andare perché c'è quel signore lì che ci sta dicendo che dobbiamo chiudere la diretta. E che non gli dici niente a Antonella? Antonella è molto brava, siamo amici, però ce lo diremo un'altra volta. Vi siete conosciuti qui, Daniela, con Antonella? No, ci conosciamo da tanto. Io sono una sua fan sui social, lei è sempre stata bravissima. Sì, posso confermare. Ragazzi, non si sente se non parlate nel microfono. Meglio che non si senta Robert, perché a questo punto... Va bene, vi ringrazio molto, grazie Lucio dopo questa dell'ospitalità. pagliacciata che... Scusaci Daniela. Scusaci. No, veramente sei là. Grazie. È stato un piacere coinvolgerti. Allora, siamo alle conclusioni, signori.
Direi ad Antonio e a Gianfranco di avvicinarsi. Io l'archetto. Allora, ragazzi, fine della seconda puntata. Abbiamo ancora 2 puntate. Ricca di grandi spunti, Molto anche ricca, emozionante. Abbiamo visto assolutamente. rientrare Robert con una grande intervista. Incredibile. Non ci siamo fatti ci ha mancare portato niente. anche un po' di buon umore, insomma, abbiamo fatto un po', non solo i seri, ma anche un po'... Io le leggo a salti, ma le capisco. Perché io le leggo a salti perché me ne arrivano centinaia. Perché... La precisazione del docente universitario. Ci voleva. Bene, a parte gli scherzi, no, una giornata veramente ricca. Dobbiamo dire una cosa importante, le masterclass di stamattina elaborano come dopo ogni masterclass un documento. Questo documento verrà inviato a quelli che hanno partecipato o a coloro che ne facessero richiesta. Quindi scriveteci sui social, scriveteci sui canali Facebook, YouTube o sul sito Geasar, sulla mail che avete sulla locandina. E sarà un piacere interagire con voi. Questo documento poi che fine farà, Antonio? Questo è un documento che ci auguriamo confluirà nel progetto strategico per il turismo in Sardegna nella prospettiva 2024-2027 per ora, perché questo è il piano strategico che verrà redatto anche a cura della mia università, ma l'obiettivo vero di questo documento è quello di dare voce ai tanti operatori che in diverse occasioni si sono resi disponibili a dare suggerimenti per il futuro del turismo, e in questo caso lo stiamo facendo, credo anche nel migliore dei modi, perché non solo si dibatte di strategie, di visioni, di opportunità di sviluppo, ma sta emergendo il sentiment, come direbbe Robert, degli operatori, è quella voglia, quella sana voglia di rendere il turismo in Sardegna uno delle vere fonti dell'economia dell'isola. E da questo punto di vista abbiamo notato, Gianfranco, stamattina proprio questa voglia degli operatori di scommettere, di darci delle indicazioni. Il documento finale è già anzi il documento in progress è già interessante, ci sono degli spunti, abbiamo anche una presentazione molto snella che consente di individuare i diversi contributi centrali. Io credo che se questo documento sarà adottato anche in minima parte dalla Regione, sicuramente darà anche agli operatori quel senso di condivisione operativa che forse è mancato in alcuni momenti negli scorsi anni. Qualche anticipazione sulle prossime edizioni? Ma allora, sulle prossime edizioni, diciamo, il modello rimane questo, cioè quello della masterclass, poi con e poi con la parte del webinar. Abbiamo già le adesioni, abbiamo già le adesioni del dottor Naseddu. Il dottor Naseddu è un funzionario della Regione Sardegna, del Centro Regionale di Programmazione, ed è colui il quale sta lavorando sulla destinazione dei fondi del prossimo piano operativo regionale, e quindi colui che diciamo, all'interno della cabina di regia regionale individua le strategie di finanziamento. Quindi sarà anche importante capire cosa nel prossimo sessennio di spesa dei fondi dell'Unione Europea ci si aspetta e quindi come gli operatori possono organizzarci. Una richiesta che facciamo a tutti coloro che ci seguono è quello poi attraverso i social di dare dei feedback sulle giornate di oggi, perché poi noi con i diversi soggetti, e quindi cerca sempre di migliorarsi anche sulla base dei feedback che arrivano da tutti. Ottimo, allora siamo al secondo appuntamento dei nostri 4, ricordo le prossime date, 15 novembre e 29 novembre, vi aspettiamo 16:30 in webinar e chi vuole iscriversi alle masterclass la mattina alle 10:30. Grazie a tutti, buona serata. Grazie. Buona serata. Franco, grazie Antonio.